Anche questa mattina, prima di andare, indovinate dove vi porterò questa mattina? Andremo in Spagna a sentire una storia incredibile, molto triste, ma che dovrebbe far riflettere molto. Allora, ricominciamo il viaggio di mamma Teresa, questa mamma che sta cercando disperatamente questo figlio, e grazie anche a questa nipote siamo riusciti a capire quanto può essere grande l'amore di una mamma per un figlio, per riportarlo a casa. Sentirete le vicissitudini. Allora, iniziamo. Una scoperta sorprendente. Mia zia Silvia mi ha raccontato che nonna Teresa aveva preparato in casa una specie di altare con un grande quadro del figlio, i fiori, le immagini sacre, e ogni giorno si recava al cimitero vestita a lutto. Allora cosa facciamo? Chiede Barbara allargando le braccia. Per un attimo rimaniamo fermi e ci fissiamo. Nessuna delle due accenna ad andarsene. Ascolta, dico io, non mi interessa che l'abbiamo trovata. La tomba, intendo, è stata messa per ricordo. Forse la tomba vera è ancora in Germania, magari non è mai rientrato. La curvatura della bocca mi fa pensare che in realtà Barbara non mi stia ascoltando, o forse sì, ma non la pensa come me. Abbassa gli occhi e scuote la testa. Io mi giro e osservo in alto la chioma di un cipresso che danza mossa dal vento forte. Si sta preparando un temporale, è ora di tornare a Treviso. Arriva aprile e sono in cucina davanti al PC, ormai compagno silenzioso di molte ore di lavoro. Sto finalmente per raggiungere il mio obiettivo, pubblicare il mio libro su Alfredo Zaros, il primo di cui mi sono occupata. Mentre sto terminando una correzione, mi arriva la telefonata di mio zio. Silvia, sto tornando da Ferrara col diario di mia nonna. Ritorni immediatamente indietro di mesi, è tutto vero. C'è un diario e presto lo potrò leggere. Non riesco più a lavorare, continuo a pensare che forse la chiave del passato sta girando e una porta si sta per aprire. Avviso Barbara. La chiave del passato, sentiremo cosa ne pensa Maurizio Campagna. Andiamo a vedere questo video per capire chi è Maurizio Campagna e perché è qui questa mattina invitato da Mirella. Andiamo a vedere. Era il 19 aprile del 1979 quando Andrea Campagna, in seguito ad un turno di lavoro, si trovava sotto casa della sua fidanzata. Aveva fatto il turno di notte ed era andato a casa della fidanzata in via Modica. Erano circa le 2 del pomeriggio, stava scendendo col suocero e quando entrarono in macchina fu ucciso. Fu freddato nell'attimo in cui era intento a salire sulla sua vettura. Venne ucciso da Cesare Battisti con 5 colpi di revolver Magnum 357. Battisti e Memeo passavano con la macchina proprio quando Campagna era sceso dalla casa della ragazza. Allora Battisti scese al volo dalla macchina e gli sparò. In seguito ebbero il dubbio che avessero ucciso la persona giusta o meno, quindi aspettarono con ansia fino a sera, quando i telegiornali confermarono appunto che la persona uccisa era Andrea Campagna. Se io sapessi, forse se io potessi fermare un istante con le dita e riviverlo ancora e ancora. Insieme a Campagna c'era il suocero, tentò di inseguire Battisti che si girò e puntò la pistola contro di lui, però la pistola era scarica e quindi di conseguenza non successe nulla. Mentre il suocero pensò che la pistola si inceppò. Cesare Battisti cappò a bordo di una Fiat rubata il giorno prima. L'attentato è stato dopo qualche giorno rivendicato dai PAC. Andrea Campagna nasce il 18 agosto 1954 a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio. Trascorre la sua infanzia in Calabria e poi si trasferisce con la famiglia a Milano nel 1972 e manifesta subito la volontà di voler fare agente di polizia. Era un agente della Digos, venne ucciso perché qualche settimana prima venne trasmesso in televisione un video. Venne riconosciuto in un video in cui arrestava degli uomini che erano ritenuti coinvolti nell'omicidio di Torreggiani.
I PAC, Proletari Armati per il Comunismo, furono un gruppo di terroristi che si formò a Lombardia nel 1977 e dopo le Brigate Rosse Prima Linea furono tra le prime associazioni terroristiche degli anni di piombo. Erano un gruppo anomalo, le azioni erano azioni punitive e di vendetta. Infatti la prima vittima dei PAC fu Santoro, che venne ucciso ad Udine ed era una guardia carceraria. La sua colpa, secondo i PAC, era quella di essere un torturatore dei prigionieri. Invece Sabadin e Torregiani vennero uccisi poiché avevano reagito a 2 rapine. Secondo i PAC, Torregiani e Sabadin non dovevano reagire e la loro colpa era quella di appunto essersi ribellati e aver reagito, impedendo di compiere un esproprio proletario. Bebeo, che affiancò Battisti durante il delitto e guidò l'auto mentre fuggiva, è stato ripreso in una famosa foto che lo ritrae in via De Amicis. Attualmente sono dedicati ad Andrea Campagna 2 parchi, il primo è qui nella nostra città di Milano e il secondo è a Roma. Un istante in una foto, rinascere dalla cenere che fu. Nel 2004 gli è stato conferito la medaglia d'oro al merito civile. È stata intitolata a lui la scuola di polizia in Vibo Valentia. Sul luogo in cui è stato ucciso è stata posta una lapide, una targa, è stata posta nella piazza Miani. Un istante in una foto, rinascere dalla cenere che fu. Io ringrazio veramente Maurizio Campagna, grazie Maurizio per questo video importante, soprattutto l'importanza di far capire ai ragazzi la storia. Sono loro che hanno raccontato questa storia incredibile. Maurizio Campagna, io volevo sapere se questa chiave del passato sta ancora girando, se la porta si è veramente aperta, la porta della verità, la porta della giustizia, perché in questi giorni, in questi mesi abbiamo sentito tantissimo, ancora morti tra le forze dell'ordine, ancora morti tra persone. Ecco, cosa ne pensa e perché questo video? Per ricordare questo amato fratello. Prego, Campagna. Grazie, intanto saluto gli spettatori. Sì, questo video è importante, è stato realizzato da Della Mura, un giornalista davvero in gamba che ha fatto tanti filmati di tante vittime del terrorismo, soprattutto a Milano ma anche in tutta Italia. I ragazzi che hanno partecipato a questo progetto sono ragazzi della scuola Carlo Porta di Milano, Alberghero, e è stato un lavoro davvero molto bello e molto impegnativo. Diciamo che la memoria delle persone che sono state uccise in quegli anni terribili, gli anni cosiddetti di piombo, la memoria è molto importante perché fanno rivivere queste persone, le fanno rivivere e le rendono anche importanti, danno il giusto valore di queste persone al pubblico e comunque a tutti gli italiani. Mio fratello era un giovane poliziotto, aveva 24 anni quando è stato ucciso e diciamo che è stato sfortunato perché è stato inquadrato per pochi secondi, come avete visto nel filmato, dalle telecamere del TG2 mentre arrestava appunto i presunti terroristi che avrebbero ucciso Torregiani. Diciamo che oggi la gente farebbe di tutto per comparire in televisione, invece all'epoca era abbastanza brutto perché appunto se poi venivi riconosciuto poteva capitarti qualcosa davvero di tremendo come è successo a mio fratello. Devo dire che dopo questo episodio in effetti quando poi la polizia faceva degli arresti si coprivano il volto proprio per non essere riconosciuti.
è stato giustiziato per delle colpe che molto probabilmente non aveva, anzi molto probabilmente sono state accertate poi con delle indagini da parte dei giudici che mio fratello non c'entrava niente con tutto quello che gli era stato detto e accusato da parte dei terroristi. Quindi è stata una vittima innocente. Morire in quel modo è la cosa proprio più brutta, nel senso che tu fai il tuo lavoro, fai un lavoro difficile, perché comunque fare il poliziotto all'epoca era davvero tremendo, no? Però morire con un attentato vigliacco, tra l'altro, perché l'hanno colpito alle spalle, ecco, era un modo davvero tremendo di morire. La maggior parte dei terroristi, la maggior parte di tutti gli attentati terroristici di allora erano in realtà degli attacchi di vigliaccheria, perché attendevano la vittima quando era vulnerabile al 100%. Nel caso appunto di mio fratello, aveva appena finito di fare servizio, stava accompagnando il papà della ragazza a lavoro, quindi mai e poi mai ti aspetti che qualcuno alle spalle venga e ti spari 5 colpi di pistola. Se fosse successo diversamente, cioè nel senso che mio fratello avesse perso la vita durante uno scontro a fuoco tra malviventi, terroristi, credo che la cosa magari, anche se terribile, sarebbe stata più accettata da parte della mia famiglia. Invece in questo modo no. Se poi teniamo conto anche che Cesare Battisti per 40 anni praticamente ha fatto la bella vita tra Parigi, Messico, Sud America, eccetera, eccetera, insomma, questo qui poi ti rende ancora più brutta tutta la vicenda. Diciamo che nel mio caso specifico, perché poi Cesare Battisti, proprio lui ha ammazzato mio fratello, diciamo che la giustizia, per fortuna, anche se è arrivata con 40 anni di ritardo, finalmente però ha avuto effetto. Infatti adesso Cesare Battisti è in galera, sconterà la sua pena, spero che appunto ne sconti parecchi di anni, perché tra l'altro un'altra beffa è che la maggior parte dei terroristi che hanno commesso anche omicidi di carcere ne hanno fatto ben poco, perché hanno delle leggi davvero che a loro favore ovviamente, dove se ti dissoci, se collabori, se fai questo, se fai quest'altro, buona condotta. Esatto, alla fine praticamente ti fai 4-5 anni, cioè Memeo, che comunque ha partecipato anche lui all'assassinio di mio fratello, se non sbaglio se ha fatto 6 anni di carcere, mi sembra, ne ha fatti anche fin troppo, diciamo. Quindi diciamo che Cesare Battisti sta pagando più di tutti gli altri. Ecco, se non fosse all'epoca scappato dalla prigione, molto probabilmente dopo 8-10 anni avrebbe avuto anche lui la libertà. Senta Maurizio Campagna, in questi giorni noi parliamo molto di questo referendum che si farà in Italia a marzo, proprio sulla giustizia, sulla separazione delle carriere, però che non ha niente a che vedere con quella giustizia, come sta spiegando lei, che noi vorremmo cambiata, la legittima difesa, la certezza della pena. Ecco, invece sono cose che non si toccano con questo referendum, ma si va da un'altra parte. Stanno litigando anche tra giudici, tra avvocati, tra favorevoli e contrari, sì e no. Molti a casa, compresa la sottoscritta, deve ancora capire chi ha ragione e chi ha torto, perché sono tematiche molto delicate, molto complesse, bisogna essere nel pezzo per capire di cosa si tratta. Eppure passano il cerino sempre agli italiani, che per legge giustamente devono dire cosa ne pensano, cosa ne fanno. Ma noi non pensiamo che quello che loro vogliono da noi sia quello che noi vogliamo da loro, dalla politica e dalla giustizia. Noi vogliamo una giustizia che, se entra una persona in casa di notte, di giorno, nella proprietà privata, possiamo difenderci. Non è possibile, bisogna vedere come ti difendi. Ma come mi difendo? Arrivano 3 di notte, magari in piena notte, col volto coperto, tu stai a letto con i tuoi figli magari, e cosa devi pensare? Devi offrirgli un caffè prima di difenderti? Come devo difendermi? Ecco, e poi ce la raccontano che bisogna vedere la proporzione della difesa. Allora, Campagna, a distanza di anni, secondo lei che ha vissuto, io guardavo questi ragazzi che leggevano
questa storia incredibile. La leggevano ma non l'hanno cioè non la sentivano perché non l'hanno vissuta. Lei invece l'ha vissuta e si sente da come narra la storia, è un'altra storia dalla sua voce e la narrazione che abbiamo sentito. A distanza di anni, per lei cos'è la giustizia? La giustizia anche in Italia. Prego Maurizio. Sì, giustamente lei l'ha detto. Allora, la giustizia deve comunque essere effettuata. Guardi, io la maggior parte delle persone che conosco che hanno subito un attentato terroristico, anche perché io faccio parte di un'associazione, la IVITER, l'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo, quindi tutti i nostri soci sono d'accordo sul fatto che comunque la giustizia verso i loro cari deve essere effettuata. Quindi io non ho nulla da dire, come dicevo prima, sul fatto che Memeo, nonostante abbia partecipato all'omicidio di mio fratello e quindi ha collaborato appunto ad uccidere anche mio fratello, abbia fatto 6, 8, 10 anni di carcere. Perfetto, se la giustizia prevede questo va benissimo, ok? Il problema è quando giustizia non c'è, come nel mio caso con Cesare Battisti, che è questo personaggio per 40 anni, oltre ad aver preso in giro tutti gli italiani, ma soprattutto tutte le istituzioni italiane, con le sue dichiarazioni dove si diceva innocente, che era perseguitato, eccetera, eccetera, dopo che aveva avuto tutte le condanne, soprattutto passate in giudicato, ecco, lì ti viene la rabbia, nel senso che tu vediamo anche le foto, dico alla regia, scusa Maurizio, vediamo anche dalla regia le foto di Andrea per ricordare anche questo ragazzo oggi che non c'è più, certo, morire a 24 anni in quella maniera, una cosa atroce, assurda. Per quello io cerco di fare il ricordo anche delle persone che non ci sono più, perché vanno ricordate. Ecco, è una cosa, una storia tremenda, e grazie a Sabadin che ho avuto questo contatto con Campagna, che ringrazio, perché bisogna ricordare anche la nostra storia, e avete fatto bene a farla raccontare ai ragazzi, che un po' alla volta impareranno anche a leggere in maniera diversa queste storie atroci. Prego, vediamo qui le foto, come vedete. Prego Maurizio. Sì, ecco, questo qui era proprio il momento in cui è stato ucciso mio fratello, quell'Alfa Sud che si vede lì nella foto era la macchina di mio fratello. Infatti lui è stato ucciso proprio mentre apriva la portiera della sua macchina. E quindi dicevo che se giustizia c'è, tutti quanti i parenti, i familiari delle vittime l'accettano. Il problema è quando questa giustizia viene saltata da parte di, mettiamolo tra parentesi, di furbetti, come è stato appunto Cesare Battisti, che ha fatto davvero il furbo, no? Come diceva prima, deve essere la giustizia a rendere, a far sì che plachi anche desideri non appropriati ai familiari, alle persone, perché poi alla fine, se giustizia non c'è, subentrano altre cose molto più brutte. Io sono stato anche in America. In America quello che diceva lei prima, no? Cioè che se una persona mi entra in casa possono fare quello che vogliono. In effetti è vero, cioè in America se qualcuno entra in casa, la persona che sta in casa si può difendere con tutti i mezzi che ha e non viene assolutamente penalizzata, ecco, come nel nostro caso. Cioè la proprietà privata, la tua vita privata, i tuoi familiari, la tua famiglia comunque deve essere protetta. Ora, che venga protetta dalle persone preposte, quindi dalle forze dell'ordine, eccetera, eccetera, benissimo. Che però, se in mancanza appunto di questa protezione il capofamiglia piuttosto che un familiare protegge i suoi cari da eventuali situazioni per cui mettono in pericolo la vita o comunque la salute dei propri familiari, questo deve essere preso in considerazione. Senta Maurizio, ma in Spagna come funziona, visto che lei è in Spagna? Sì, vivo alle Canarie, mi sono trasferito da 5 anni, da quando sono andato in pensione. Guardi, in Canaria, alle Canarie, in Spagna, in tutta la Spagna, perché poi giro anche tutta la Spagna, devo dire che la polizia ha
cioè, a parte che è molto più presente, qui c'è la polizia civile, la polizia del comune, la polizia statale, la polizia, cioè è pieno, no, di poliziotti, però devo dire che anche le persone hanno forse un po' più di rispetto, ecco, anche verso l'ordine pubblico. Però è abbastanza timoroso, cioè qui reagiscono, cioè, io purtroppo ogni tanto vedo delle notizie in Italia dove magari c'è un malvivente con intorno 20-30 poliziotti e non riescono a fare niente perché giustamente bisogna anche capire che queste persone, se per caso dovessero fare delle azioni che poi vengono reputate anche non idonee da parte di qualcuno, rischiano di grosso, perché ricordiamoci che i poliziotti, quando commettono qualche cosa, non sono tutelati da parte di avvocati che la polizia stessa passa. No, il poliziotto si deve difendere da solo, deve prendere, pagarsi l'avvocato fino a quando non avviene proprio la sentenza. Poi se è innocente, bene, se non è innocente, alla fine cioè, sono davvero dei problemi. Insomma, in Italia siamo sempre quelli, ecco, sempre quelli più penalizzati, ma il problema è che penalizzato è il cittadino che non riesce ad avere giustizia. Un processo va avanti 20 anni, ecco, arrivi al terzo grado, prima di arrivare al terzo grado, che è l'ultimo, ci vogliono 1000, mi sembra, i 200 giorni contro i 57 o i 60 dell'Europa. Cioè siamo proprio folli noi in questa materia, perciò pensate soldi, come dice anche Maurizio Sabadin, come fai a tirare avanti un processo 20 anni, come fai anche economicamente, e poi vedere anche se riesci a vincere, perché capisce bene che c'è sempre un punto di domanda qua in Italia: dov'è la giustizia? Noi vediamo delle sentenze e sempre i familiari sono disperati, sono con le mani nei capelli, quasi sempre sento che non hanno giustizia, questa non è giustizia, dicono. Vedremo se qualcosa cambierà. Allora lasciamo respirare Maurizio Campagna, che ringrazio, perché anche raccontare questi fatti dolorosi, guardate che non è semplice metterci la faccia, rivivere quei momenti. Era suo fratello, 24 anni, ucciso barbaramente. Allora saluto anche Luca Grosso, grazie anche a Luca Grosso di essere qui, un'associazione veramente importante, Non voglio la luna, sentite che bel titolo. Anche noi diciamo Grosso, non vogliamo la luna, vogliamo la giustizia, quella vera, che arrivi subito, e non è sulla luna, si può fare, penso. Però prima di dare la parola sentiamo il nostro Rinaldo, così, perché è un pezzo che aspetta, se no mi cade la linea. Vai Rinaldo, veloce. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto un saluto Campagna, e vi dico una roba Campagna. È una macchia, il fatto di suo fratello, è una macchia che lo Stato italiano dell'epoca e il governo dell'epoca da solo da vergognarsi, perché un delitto a tradimento da Vigliacchi in che maniera irrisolto, è da tirare 50 anni per il mondo, l'assassino, è tolto in giro tutti. È vergognoso che io bisogna l'ergato, ed era poco, dovevano ucciderlo appena di morte anche io, perché un poliziotto che insomma queste robe massa brutte per poterne parlare. Io mi ricordo, avevo tanti anni, mi ricordo di questi fatti degli anni del piombo. È una vergogna che il governo che dell'epoca e tutti i figli che erano in politica non abbiano questo a risolvere questo problema. È una roba vergognosa, è una macchina che abbiamo ancora adesso che si è passata quasi 50 anni. Rinnovo e condoglianze, va bene, e dopo cosa ho da dirgli? Bravi a superare questo momento, perché a 24 anni è una roba tremenda. Caro Campagna, ti faccio da nuovo condoglianze e spero che in cuor tuo ti trovi un modo di poter scansionare quel brutto momento che ti va passare. Buona vita e buongiorno a tutti. Grazie caro Rinaldo, grazie. Andiamo a vedere anche questo video per capire cos'è l'associazione Non voglio la luna e poi ci confrontiamo con Luca Grosso, che è il presidente.
Voglio la Luna, lo spieghiamo bene cos'è questa associazione, perché è nata e qual è l'obiettivo che si prefigge. Prego Luca. Sì, scusate, io vi sento molto male, un po' poco anche sinceramente, vedo di spiegarmi. Allora, l'associazione quest'anno compie 30 anni e infatti avremo oltretutto l'occasione di festeggiare il 30° proprio a maggio e nasce dai genitori, chiaramente, come quasi tutte le associazioni di volontariato che si occupano di disabilità. Nasce quindi 30 anni fa dalla volontà dei genitori con figli disabili e molto gravi e gravissimi. Nel tempo siamo riusciti a far aprire tramite il comune, tramite l'USL, un centro che si chiama Amica Luna a Castagnole e poco tempo fa, diciamo 4 anni fa, il comune di Paese ci ha affidato un appartamento che è stato requisito alla mafia e che ci è stato dato in comodato d'uso proprio per autonomia dei ragazzi. Oggi ci sono all'interno 9 ragazzi che partecipano a attività di autonomia. L'appartamento è piccolino, ha 2 camere, ma ci permette comunque di attivare questo tipo di servizio che torna utile sicuramente alla comunità, torna utile ai ragazzi, ma soprattutto li rende felici e questa è la cosa più importante. Certo che sì, veramente Luca, sono completamente d'accordo. Il problema che io sento è che c'è il dopo, il diversamente abile, nel senso che anche i sindacati che invito, queste figure, questi ragazzi, queste ragazze non riescono a trovare lavoro, i numeri non tornano purtroppo, lo dicono i sindacati, non lo dico io Luca, e se anche trovano lavoro, come ha detto Chiara Irceni, questa scrittrice che ha scritto un libro bellissimo, che veramente era anche collegata col governatore, presidente della regione Alberto Stefani, che avevo ospite, ha detto sì, ho trovato lavoro, ci mancherebbe, però non riesco a fare strada, mi lasciano là nell'angolo, non riesco ad avere quelle promozioni che io sono sicura che meriterei e che ce la farei ad averle. E allora cosa serve? Cosa serve tutto questo lavoro, questo sacrificio che facciamo? Si rendono conto che abbiamo tutte le possibilità, se abbiamo degli attestati vuol dire che siamo in grado di lavorare. Non è che forse Luca Grosso bisogna fare anche, come si parlava prima, un cambiamento culturale anche noi, smetterla con le etichette ma iniziare a chiamarli per nome e cognome e dargli giusto rispetto e la giusta dignità a questi ragazzi che si muovono in maniera diversa. Vedrete adesso le Paralimpiadi, non capisco perché ci sia questa divisione tra Olimpiadi e Paralimpiadi, si chiude un sipario, se ne apre un altro, ma non ci sono le possibilità di mettere tutti assieme. Vorrei proprio vedere se non ci fosse, se veramente non c'è questa possibilità, e soprattutto la giustizia che abbiamo parlato questa mattina, di sentirsi come tutti gli altri, di vivere la quotidianità di tutti gli altri, avere la dignità di tutti gli altri. Invece noi continuiamo a mettere etichette su etichette. Prego Grosso. No, Grosso, aspetta perché abbiamo Livio da Padova, se no mi cade la linea perché è una domanda complessa. Vai Livio. Ciao Mirella, saluti a tutti. Dunque, per quanto riguarda la legittima difesa, io trovo che la difesa in casa propria è sempre legittima, ma è legittima anche nel caso in cui il ladro stia fuggendo, perché chi è che mi dice che quel ladro lì non potrebbe tornare e potrebbe essere un pericolo ai miei beni, ai miei familiari, a tutti, per me e per la mia famiglia. Seconda cosa, la polizia dovrebbe non un agente che spara e uccide un rapinatore, un delinquente, eccetera, dovrebbe essere premiato, gli dovrebbero dare la medaglia d'oro, non dargli la medaglia d'oro quando è morto. Ecco, grazie e saluti. Abbiamo sentito Livio, allora iniziamo con Grosso a rispondere, poi se vuole dire qualcosa a Livio e poi andiamo da Maurizio Campagna. Prego Grosso. Ma guardi, allora, per quanto riguarda l'integrazione del lavoro, stiamo parlando di un qualche cosa molto molto difficile. Dobbiamo trovare sia le aziende che offrono queste opportunità ai ragazzi che siano consoni alle possibilità delle persone che vanno da loro a lavorare, il che non è completamente
Non è semplice, non è facile, non è semplice per nessuno, ma sicuramente se noi inviamo dei ragazzi che non sanno fare un determinato tipo di lavoro, bisogna trovare una mansione adatta a loro. E questo dovrebbe essere il tema principale, il fulcro principale. Spesso questo non accade e di conseguenza i ragazzi vengono inseriti nel mondo del lavoro e nel giro di breve tempo vengono purtroppo lasciati a casa. Questo lo sappiamo, lo sanno tutti, lo sanno i genitori soprattutto, che si trovano con i figli a casa e che non trovano sbocco nel mondo del lavoro. Credo sia una grossa difficoltà, ma credo che forse bisogna parlarne anche in altri modi. Non basta più dire ti do un lavoro, ma deve essere adatto alla persona. Se non è adatto alla persona, credo che sia molto molto difficile integrare i nostri ragazzi. Però Grosso, è anche vero che io quando vado anche all'interno dei CEOD vedo questi ragazzi che lavorano gli assembramenti e li fanno anche molto bene, devo dire la verità. Vedo ragazzi che dipingono, fanno delle cose bellissime, che creano anche degli oggetti preziosi. Ma allora io dico, se queste aziende danno il lavoro all'interno dei CEOD, perché invece quando il ragazzo, naturalmente accompagnato, non dico mica di no, visto che abbiamo anche gli accompagnatori come sono all'interno dei CEOD, non possono essere accompagnati in azienda. Come assembli all'interno del CEOD che sai lavorare, che sai farlo, lo puoi fare benissimo anche in azienda, perché poi questi prodotti vengono dati alle aziende che li vendono e fanno il loro lavoro. Non le sembra che forse dobbiamo unire un po' la catena e far capire anche a questi veramente imprenditori, medi, piccoli, grandi imprenditori, che forse devono accelerare di più su quelle che sono le assunzioni per chi è in grado di lavorare, per chi sa lavorare, e pagarli nella giusta maniera? Guardi, non è semplice a rispondere a queste domande. Cioè, la logica porta chiaramente a dire sì, è corretto, eccetera. Ma le faccio un esempio molto banale. Noi abbiamo una ragazza che si è inserita nel mondo del lavoro e la sua difficoltà era quella di poter contare. Purtroppo gli hanno dato un incarico di contare 24 pezzi e inserirli dentro una scatola. Lei a 24 non arriva. Questa è stata una difficoltà. Gli hanno messo a fianco una persona, hanno cercato di stimolarla, insegnargli, eccetera. Purtroppo questa ragazza non arriva, diciamo, al conteggio. È rimasta a casa. Ora, capisco che da parte dell'imprenditore ha un suo modo di concepire il suo lavoro, cioè lui deve portare a termine giustamente quei 24 pezzi. La ragazza non lo può fare. Allora, per arrivare, diciamo, a sostenere questa persona, basta semplicemente che qualcuno gli inserisca, gli dia già le parti suddivise. Ecco che questa ragazza quindi riesce a completare il suo lavoro. È chiaro, non è probabilmente quello che si aspetta il titolare dell'azienda, ma questo è il modo per poter integrare le persone con disabilità. Se riusciamo a porre questi problemi e a risolverli in questo modo, credo che il mondo del lavoro sia a portata dei nostri giovani. Diversamente diventa molto difficile. Bisogna trovare sempre quelle strade che ci permettono di poter agganciare e stimolare i nostri ragazzi. Beh, guardi, se vedo lavorare delle volte i normodotati anche all'interno di certe strutture mi metto le mani nei capelli perché non hanno manualità, perciò è tutto da discutere su questo, ma è anche da capire perché a questa ragazza è stato assegnato quel lavoro se non è in grado di fare, ecco, e non è stato assegnato qualcos'altro. Bisogna vedere anche, cioè io non riesco veramente a capire delle volte, ecco, se per fare questo lavoro vuol dire che lei non è adatta a questo lavoro, come i normodotati che delle volte non sono dotati a fare quel lavoro. Allora non è questione che lei non sia in grado, forse quel lavoro non è adatto a lei, ma ce ne sarà pure qualcun altro che era più adatto. Io non posso andare a fare il manovale se non so che cos'è. Esatto, allora capisce che è sempre il cane che si morde la coda, perché andiamo a cercare cose che invece sono risolvibili, ma c'è sempre qualcuno che alza il paletto. Però c'è la volontà di andare avanti e soprattutto questi genitori che io devo ringraziare veramente, che stanno facendo il dopo di noi, sono diventati degli educatori meravigliosi
meravigliosi, forse meglio di quelli che hanno anche questo diploma. Veramente delle volte io li vedo, sono bravi di più, sono psicologi, sono veramente degli educatori meravigliosi, e sono i genitori, perché loro sono a contatto con i loro figli 24 ore su 24 quasi, perciò sanno distinguere i gesti, la parola, il movimento degli occhi, il modo, veramente sono un abbraccio grande, perché se lo meritano. Allora torniamo adesso da Maurizio Campagna per far capire, come ha sentito dalle 2 telefonate, l'importanza di arrivare alla giustizia, una giustizia veramente, specialmente quando c'è una morte, perché morire, non è giusto morire neanche a 50, a 60, perché se sei sano, ma morire a 24 anni con una vita davanti, con un lavoro, una famiglia. Ecco, Campagna, adesso veramente siamo nel 2026, ecco, cosa vorrebbe dire lei alla politica italiana? Lei adesso vive in Spagna, ha detto noi non abbiamo forze dell'ordine, non abbiamo insegnanti, non abbiamo medici, non abbiamo niente, eravamo la quarta potenza, guardate dove siamo finiti, siamo penultimi. Ecco, cosa vorrebbe dire alla politica italiana, lei che ha deciso di andare a vivere, ecco, in queste isole meravigliose, ma come mai Campagna forse era giusto anche staccare la spina definitivamente, perché questo fratello vive sempre dentro di lei, ecco, questa Italia che le ricorda sempre questa tremenda disgrazia. Prego. Sì, guardi, io sì, sono venuto a vivere appunto in Spagna da quando sono in pensione, ma più che altro perché vabbè, io sono calabrese, quindi mi piace moltissimo il mare, mi è sempre mancato. Ho vissuto per quasi 60 anni a Milano e purtroppo Milano è una bellissima città, ma gli manca una cosa, per me mi manca una cosa molto essenziale, che è appunto il mare. E quindi ho scelto appunto le Isole Canarie per andare a vivere, proprio perché c'è un clima costante quasi per tutto l'anno. Io torno in Italia ovviamente, perché in estate vado sempre in Calabria, al mio paese natale. Comunque le Canarie è un posto appunto dove c'è un ottimo rapporto di qualità di vita, qualità di temperatura che è costante. Si dica anche i prezzi, Campagna, visto che in questo momento noi stiamo facendo veramente a pugni con i prezzi, andiamo dal fruttivendolo, ci sembra di andare in gioielleria. Com'è la vita in Spagna? Ma qui diciamo quello che costa di meno, almeno qui alle Isole Canarie, è quello che in Italia costa di più, e cioè il pesce. Qui il pesce davvero a prezzi accessibili. E gli affitti, le case, Campagna? Gli affitti ultimamente sono aumentati, però quando sono arrivato io, quindi 5 anni fa circa, diciamo che un appartamento di 40-45 metri quadrati all'epoca costava 50.000 euro, adesso sono quasi raddoppiati, dopo 5 anni sono quasi raddoppiati i prezzi, però si sta bene. Si sta bene. Abbiamo Paolo da Montagnana, vai Paolo, poi continuiamo, vai Paolo. Mirella, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Ciao. Allora, per quanto riguarda la legittima difesa, io dico no, io ho fatto per 43 anni un lavoro con i miei rischi e i miei pericoli, facevo il verniciatore, no? Allora, se uno viene nella mia proprietà senza suonare il campanello, deve mettere in conto i suoi rischi, i suoi pericoli, se sono più svelto di lui. Per quanto riguarda la giustizia in Italia, sì, adesso andiamo a votare a marzo. Ma questi politici, come sempre, fanno della gran confusione. Ma non è che fanno una confusione per trovare un accordo sulla legge che devono fare. Si tirano la palla l'uno all'altro solo per la poltrona. Certi dicono una cosa, sì, gli altri dicono no, ma a questo punto nel 2025, dove tutto è computerizzato, dove tutto dovrebbe essere più svelto, più veloce, no? Perché non si siedono e trovano un accordo di dire facciamo una legge giusta per gli italiani che vanno a votare? Io ti dico, non so ancora cosa voto, perché non ho ancora capito, no? Ma invece no, allora la destra rimbalza alla sinistra, la sinistra rimbalza alla destra e saremo sempre punto a capo. Allora, la giustizia, chi la deve fare in Italia? Stiamo vedendo il processo lì di questi qua, di Sempio, degli altri,
anni e anni e anni di processi, di costi, di tutto quello che ci va dietro, no? Ma siamo nel 2026, non siamo mica negli 800 o nei primi anni della terra qua, Qua in Italia è sempre tutto difficile perché lo rendono difficile. Buongiorno Mirella, a te e ai tuoi ospiti, come sempre, scusami se esterno le mie ci mancherebbe, la faccio per voi disapprovazioni. la faccio per voi la trasmissione, ci mancherebbe. Grazie Paolo, ognuno fa le proprie riflessioni, però adesso andiamo in pubblicità. Giorni di chiusura al negozio di kebab per asporto di Monselice, dove nella notte tra sabato e domenica un uomo è stato accoltellato alla gamba. A stabilirlo il questore di Padova Marco Dorisio, dopo la proposta di chiusura fatta dai carabinieri di Monselice, che hanno delineato una situazione di grave e concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. È stato infatti accertato in più occasioni che residenti e frequentatori della zona avevano segnalato il bar come luogo di degrado a causa dello spaccio di droga e che il locale costituisse base operativa per i traffici illeciti e come luogo di frequentazione da parte di pregiudicati. Lo scorso 4 febbraio, durante un controllo, erano stati arrestati 2 cittadini nordafricani che avevano poco prima venduto una dose di cocaina ad un italiano, usando il bar come base di spaccio e luogo di attesa dei compratori. Lo scorso fine settimana, inoltre, l'aggressione dopo una violenta rissa. Ad intervenire in via Marconi i carabinieri, che hanno trovato a terra un 26enne straniero con una profonda ferita alla gamba. Gli aggressori però erano già fuggiti. L'uomo ferito è stato soccorso dai medici del 118 e poi portato all'ospedale di Schiavonia con una prognosi di 10 giorni. Noi la sera non usciamo, è quello il discorso. Se dovessimo farci le passeggiate una cosa all'altra, come potrebbe anche essere, sicuramente non mi sentirei tanto sicuro nel farlo, insomma, ecco. Non è un ambiente tanto bello purtroppo. D'altronde ci sono persone anche sfollate, così chissà, che hanno anche dei problemi. Ci sono le case qui del comune di Venezia e quindi così. È una situazione di degrado che va risolta. C'è preoccupazione a Spinea all'indomani dell'aggressione a danno di una donna colpevole di aver rimproverato degli inquilini del condominio Venezia di Villaggio dei Fiori perché scaricavano rifiuti ingombranti a bordo strada. A distanza di giorni il materiale che è stato scaricato si trova ancora qui dietro questi cassonetti lungo Viale Sanremo, poco distante dalla pizzeria, ed è stato proprio questo l'origine dell'aggressione. Come vedete si tratta di materiale particolarmente ingombrante, questo probabilmente è un armadio distrutto con le cassettiere, addirittura c'è anche un divano. Dopo averli ripresi, la vittima, dipendente della pizzeria poco distante, il giorno seguente è stata raggiunta da un uomo e una donna che l'hanno prima insultata. Poi la donna le ha sputato in faccia mentre l'uomo ha iniziato a darle pugni in testa, aizzando anche il mastino che aveva portato con sé e che le si è scagliato contro, ferendola al braccio. La paura ora è tanta anche da parte del titolare del locale, che teme ritorsioni oltre che ulteriori aggressioni. Ecco perché probabilmente la vittima non ha ancora sporto denuncia, aspetto che, evidenzia l'amministrazione, sarebbe invece fondamentale. Nel momento in cui avremo la denuncia avremo anche identificato le persone e poi procederemo con l'iter amministrativo sanzionatorio nei confronti di chi ha realmente abbandonato questi rifiuti. Quindi invito la signora a fare la denuncia, questa è la cosa più importante e fondamentale. Questa zona è una zona dove ci sono persone oneste che lavorano ed è attenzionata dalle forze dell'ordine. Noi siamo in contatto stretto con i carabinieri di Spinea ogni giorno e su questa zona posso assicurare che c'è la massima attenzione, quindi la signora che si senta tranquilla di farlo. Resta però da affrontare la questione delle occupazioni abusive che preoccupano molto condomini e residenti della zona. Siamo dalla loro parte. E ricordo, sono 154 alloggi, ad oggi risultano occupati circa una decina abusivamente e sono alloggi del Comune di Venezia. E noi lo segnaliamo al Comune di Venezia e il Comune di Venezia deve occupare questi immobili, deve assegnarli regolarmente. Se ci sono persone che hanno bisogno e sono in graduatoria vanno assegnati, non è più possibile avere questi alloggi che rimangono liberi e le persone che sono anche in difficoltà vanno ad occuparli. Questo non è l'iter corretto.
Capite che c'è sempre il cerino che passa da una mano. Allora io faccio la denuncia, io non la faccio perché ho paura, dovete fare la denuncia. Queste persone occupano abusivamente, nessuno le ferma, nessuno le manda via. C'è qualcosa proprio che non funziona. Io mi domando perché eleggiamo le persone se poi dobbiamo essere noi a proteggerci e a decidere come dobbiamo uscire, perché dobbiamo uscire, quando dobbiamo uscire, se la paura di trovare sempre qualcosa che non va. Luca Grosso, come difendere le fragilità? Perché è veramente un tema, anche un po' un problema, anche questi ragazzi veramente delle volte se la prendono con queste fragilità. Abbiamo visto dei casi veramente incredibili. Ecco, un'educazione civica andrebbe fatta anche in maniera più forte. Prego Grosso. Mi scusi, ma l'ho sentita malissimo, mi perdoni. La fragilità per queste persone, la poca sicurezza anche quando escono, perché magari trovano il gruppetto che se la prende proprio con la fragilità, il bulletto di turno. Ecco, questi genitori che hanno paura anche loro di uscire con i figli. Prego, come vedete la situazione dal vostro punto di vista per quanto riguarda i diversamente abili e sicurezza? Ma allora, sinceramente... Qui a Paese non abbiamo, io non ho riscontrato questi problemi, nel senso che ci sono come sempre dei problemi di atteggiamento da parte di alcune persone nei confronti dei disabili, ma questo fa parte a volte purtroppo di una cultura sbagliata. Non sono cose che direi gravissime, anzi direi che il territorio di Paese si comporta sia a livello solidale che a livello di convivenza con i paesani in un modo egregio. Io direi che francamente nelle nostre zone non abbiamo questo problema. Ripeto, per quello che mi arriva personalmente, qui siamo più su un discorso personale, quindi le dico, è quello che io sento e che vedo da parte dei nostri iscritti e da parte dei genitori che ci circondano. Ecco, tutto qua. Quindi francamente direi di no. In questo momento noi non abbiamo questo tipo di problema. Sì, ma Grosso, io dico tutte le mattine che io non devo essere fortunato a vivere a Paese o chissà dove per avere la sicurezza. Il problema è che devo avere quello che mi aspetta di diritto, e circolare liberamente non è da tutti e per tutti. Io non vedo questi ragazzi, queste famiglie molto spesso, anche pochissime volte anche alle sagre, alle feste, li vedo poco, non si riesce a capire perché non escono, e che se escono a volte sono anche accompagnati da queste associazioni che portano questi ragazzi, che non finirò mai di ringraziare, perché altrimenti la vita sarebbe veramente dura per questi ragazzi. C'è sempre questa paura per qualche motivo che gira questo alone, che gira attorno a questa figura che da sola non può aiutarsi, non c'è niente da fare, lei non può difendersi da sola, ha sempre bisogno di qualcuno, e benedette le associazioni, perché guardate che in certe famiglie è dura la storia, devono ancora capire che questo problema di diversamente abile non è un problema ma è una risorsa, devono capirle, devono farsi aiutare. Ecco, siamo nel 2026 ma non funziona ancora così per tanti, purtroppo, dico io, però un passetto alla volta ce la faremo. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, andiamo a vedere Battisti ammette omicidi e poi sentiamo cosa ne dice Maurizio Campagna. Per la prima volta Cesare Battisti, l'ex terrorista dei cosiddetti PAC, i proletari armati per il comunismo, arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza, ha ammesso davanti al pubblico ministero di Milano di essere responsabile dei 4 omicidi per cui è stato condannato, tra cui quello del commerciante Lino Sabbadin, ucciso nel suo negozio a Santa Maria di Sala il 16 febbraio 1979. Mi rendo conto del male che ho fatto e chiedo scusa ai familiari, ha detto Battisti. Alberto Nobili, il responsabile dell'antiterrorismo che ha condotto l'interrogatorio, ha dichiarato che per l'ex terrorista all'epoca si trattava di guerra civile e insurrezione armata contro lo Stato, ma che adesso si rende conto della follia di quegli anni di piombo. Per Adriano Sabbadin, presente il giorno dell'assassinio di suo padre, quelle di Battisti sono scuse che arrivano troppo tardi. Mi sono stupito, l'ho colta di sorpresa. Mi fa piacere che abbia ammesso le sue colpe, non accetto le sue scuse, perché le poteva fare molto prima, e me ne riservo, diciamo,
che non sia anche una mossa, una strategia difensiva per avere qualche sconto di pena. Cesare Battisti non ha comunque voluto collaborare e non ha chiamato in causa altre persone e quindi tecnicamente non è un pentito. Ha solo ritenuto di fare chiarezza dando un giudizio critico del suo passato. Non cambia niente, diciamo che è una cosa morale che ci fa piacere, perché si riteneva innocente, si riteneva non responsabile e invece adesso ha dichiarato la propria responsabilità. Pensa che giustizia sarà fatta? Mi auguro. C'è sempre la speranza. Allora, prima di sentire Maurizio Campagna, sentiamo Maurizio. Prego Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io vedendo soltanto l'immagine di quel criminale, perché bisogna chiamarlo col proprio nome, di quel criminale che sorride davanti alla televisione, veramente io lo piglierei a sberle a destra e a sinistra. Non solo per quello che ha fatto, ma per tutto un insieme di cose, perché questo signore, il signor Battisti, la farà ancora franca, visto con gli avvocati che lui ha e i soldi che ha messo da parte, ok? Ecco, quel signore là dovrebbe pagare veramente con l'ergastolo, ma non lo pagherà purtroppo, perché come tanti altri signorini di quel calibro, purtroppo i soldi gli servono per coprirsi il sederino. E qui mi fermo. Detto questo, Mirella, io ho visto anche l'immagine che avete posto prima su quel degrado di quel condominio. Ecco, no? Allora, secondo me le strade dovrebbero essere sorvegliate, perché non è possibile nel 2026 di vedersi tutte quelle immondizie davanti ai cassonetti, divani, roba di questo genere. La civiltà purtroppo. Ecco, viviamo nel 2026, dovrebbe esistere la civiltà che alcune persone purtroppo non hanno, anche come per esempio il discorso di occupare le case. Cioè, tu non devi occupare le case, non devi, è un reato, ok? Aspetti il tuo turno che ti chiamano come tutti quanti in graduatoria. Questa è la legge. Ok? Ma siccome che ci sono purtroppo delle menti bacate che naturalmente vorrebbero passare davanti agli altri, allora ci troviamo in questo contesto. Io credo che ci vuole più severità e più educazione. Ecco, attendo le risposte magari dai tuoi ospiti. Grazie e buona giornata. Grazie Maurizio. Allora Maurizio Campagna, allora come commentiamo il servizio che abbiamo visto, poi se vuole fare qualche riflessione su quello che ha detto Maurizio da Conselve, però queste immagini parlano chiaro, sono molto eloquenti, anche quello che ha detto Adriano Sabadì, io l'ho avuto ospite la scorsa settimana, che ringrazio anche per gli aganzi che mi ha fatto, e quando si parlava di legittima difesa, quando avevo anche un rappresentante di una forza politica, ha detto: avrei voluto vedere lei, mio papà disteso a terra, tutti terrorizzati, impauriti, sono momenti drammatici che non vorrei che nessuno rivivesse, ecco, perché bisogna rivivere per capire cosa, quando arriva la paura, il terrore, queste armi puntate addosso. Prego Campagna. Sì, grazie. Cesare Battisti, io l'ho già dichiarato, è una persona molto furba. Fino a quando era in Francia, o comunque aveva, diciamo, modo di dire, sedere coperto, continuava a dire che era innocente, che non aveva fatto niente, che non aveva ucciso nessuno, che erano tutte quante accuse a lui rivolte infondate. Poi viene arrestato finalmente dopo quasi 40 anni di villeggiatura che ha fatto all'estero, cosa che non ho fatto né io, neanche il mio amico Savadin e tutte le altre vittime del terrorismo, almeno così tante ferie, no? Diciamo così tanti paesi visitati nel mondo. E quindi una volta arrestato, ecco, ha ammesso tutte quante le sue colpe. Battisti è una persona furba, cioè nel senso molto lente, viene consigliato anche bene dai suoi avvocati, e quindi adesso dicendo appunto che ha ucciso tutte queste persone, soprattutto mio fratello, perché mio fratello è stato proprio materialmente ucciso da Cesare Battisti, quindi è stato lui a sparare alle spalle a mio fratello. È una persona molto furba, quindi sta facendo di tutto per avere tutti gli sconti di pena.
quindi ha chiesto anche perdono ai familiari, ha chiesto di fare anche dei colloqui con i familiari. Io personalmente mi sono rifiutato, ma proprio perché sono dei passaggi questi che la nostra giustizia acconsente per poter far sì che questi personaggi possano avere degli sconti di pena. Quindi se incontri il familiare, se chiedi perdono, se ti dissoci dal terrorismo, eccetera, eccetera, ottieni delle agevolazioni di pena. Io infatti non metto mai davanti ai loro nomi la parola ex, soprattutto davanti a terroristi. Per me sono e rimarranno dei terroristi finché non moriranno. Quindi Battisti fa il furbo per avere degli sconti di pena. Diciamo che adesso lui è in galera da 7 anni, qui in Italia sta scontando i 2 omicidi che ha fatto, appunto quello di mio fratello e quello di Santoro. Speriamo che sconti tutta quanta la pena. Speriamo. La nostra legislazione prevede che deve fare 30 anni per l'ergastolo, perché lui ha ricevuto 2 ergastoli, perfetto. Se arriverà con tutti gli sconti di pena che gli saranno attribuiti, eccetera, eccetera, a farne 20, 25, per me va benissimo. Cioè, una volta che ha scontato queste date, va bene. Il problema era prima quando per 40 anni ha fatto villeggiatura prima in Francia, in Messico, in Brasile, eccetera, eccetera, tra l'altro prendendo in giro i familiari. Senta Campagna, se adesso lei avesse di fronte la nostra Premier Giorgia Meloni, cosa chiederebbe proprio in fatto di giustizia? Perché lei sì, vive in Spagna, ma viene anche in Italia, dalla sua regione, in Calabria, zona difficile anche quella, non facile. Ecco, cosa chiederebbe alla Premier in questo momento, lei che ha vissuto e che sta ancora vivendo la tragedia della giustizia? Perché la giustizia fa fatica ad arrivare, bisognerà vedere cosa succederà, stiamo parlando di tantissimi anni. Prego, Campagna. Ecco, ha ragione, cioè la giustizia fa fatica, cioè, se appunto vediamo cosa è successo con Battisti, ma ci sono anche tanti altri terroristi che stanno facendo villeggiatura all'estero, però se vediamo con Battisti, lui praticamente ha fatto per 5-6 anni quello che voleva, quindi ammazzando le persone, facendo da giudice e da carnefice, facendo tutto quanto, va bene, e poi alla fine sparisce dall'Italia e si fa 40 anni di bella vita, intendiamoci, rispetto alle persone che ha ucciso, rispetto a mio fratello, rispetto a Santoro, che è stato proprio lui l'esecutore materiale, ha fatto una bella vita. Mio fratello è da 45 anni che è chiuso dentro una tomba e quindi per 45 anni non ha fatto più niente. Lui, bene o male, per 45 anni la sua vita si è trascorsa in posti anche meravigliosi. Stiamo parlando della Francia, del Messico, del Brasile, insomma posti dove qualsiasi italiano vorrebbe andare quantomeno a farci delle vacanze in questi posti, no? Quindi è una persona, io l'ho detto, è una persona molto furba, cioè passa da essere colpevole ad essere innocente e anche a prendere in giro i familiari, perché ricordiamoci che quando era in Francia in attesa di giudizio appunto per estradizione, insomma faceva anche delle battutine mica poco piacevoli, ecco, per quanto riguarda i familiari, no? Per quanto riguarda noi familiari. Bisogna vedere. Allora, lui adesso per il momento 7 anni in galera, nelle nostre patrie galere se le fate. Io mi auguro che se ne faccia almeno altri 13. Il problema adesso sta nell'età, perché lui ha 70 anni e quindi, anzi 72, perché avrebbe la stessa età di mio fratello, ha 72 anni, quindi sappiamo benissimo che arrivati a una certa età, anche se è l'ergastolo, non ti tengono più in galera, ma comunque sia, diciamo, scontando questi anni in galera, se non altro un po' di giustizia, un pochettino di giustizia, anche noi familiari l'abbiamo ottenuta. Vediamo, io sono abbastanza fiducioso su questo capitolo.
Ah beh, se è fiducioso lei, pensi noi, ecco, sentendo quello che ha detto, ecco, veramente complimenti Maurizio Campagna, ecco, per come ha spiegato questa dolorosa vicenda, ecco, che ha tenuto veramente gli italiani incollati alla televisione in questi anni, come ha detto lei, di piombo. Erano veramente anni terribili. Ci lamentiamo adesso, ma forse dovremmo ricordare, ecco, cosa è stata anche la nostra storia in Italia col terrorismo. Ecco, veramente sono stati dei momenti terribili. Ecco, assolutamente sì, guardi, io all'epoca, quando è morto mio fratello, avevo appena compiuto 18 anni da 3 giorni, quindi facevo le superiori, ma io mi ricordo che le mie superiori praticamente le passavamo tra manifestazioni e chiusura della scuola, appunto perché succedeva un attentato, perché gambizzavano qualcuno, perché uccidevano qualche politico, così come è successo per l'onorevole Aldo Moro. Ma comunque vi ricordo che su un tot numero di giorni che dovevi effettuare a scuola, una buona parte la passavi a scioperare, perché appunto all'epoca non passava il giorno senza un attentato, un ferimento, una strage. Era una battaglia, una guerra, però una guerra che hanno dichiarato questi personaggi, cioè questi terroristi. Sicuramente non era una guerra che hanno dichiarato i cittadini italiani, e né tantomeno lo Stato italiano. Queste persone qui all'epoca si ritenevano padrone di tutto, e quindi in effetti ha ragione Campagna, perché anche in questo momento più da qualche politico del governo si sente la paura di non ritornare a quegli anni. Ecco, si sente ancora la parola Brigate Rosse, speriamo che ciò non avvenga. C'è qualche profumo veramente cattivo nell'aria, e invece dobbiamo capire che dobbiamo vivere in pace, così vogliono i giovani, ecco, un futuro più tranquillo, più sereno. Però mi sembra che con 77 guerre che ci sono nel mondo, ecco, questa voglia di pace veramente non ci sia, da chi invece dovrebbe aver imparato qualcosa dalla storia veramente che tutti quanti abbiamo. Grazie a Maurizio Campagna. Allora, buon ritiro, come lei dice. Ecco, quando verrà in Italia, se avrà piacere di venire a incontrarci, mi farebbe molto piacere anche averla di persona. Parleremo di tante cose, perché ce n'è sempre tanto da parlare. Basta però voler metterci la faccia e raccontare veramente la storia, ma quella vera, quella che le persone hanno vissuto, come Maurizio Campagna. Grazie Maurizio, veramente grazie e buona giornata. Grazie a voi. Sentiamo come ci saluta anche. Grazie Campagna. Luca Grosso, Luca, come ci saluti? Con quale messaggio? Guardi, allora, volevo dire questo, per noi quest'anno, ripeto, l'ho anticipato prima, è il 30° della nostra associazione, per noi è una meta raggiunta molto molto importante. Avremo l'occasione di trovarci il 23 di maggio qui a Padernello, all'interno di un capannone della San Gottardo, dove faremo una festa, credo, adatta, diciamo, a quello che noi abbiamo fatto per 30 anni, adatta al territorio e adatta alle persone che ci vogliono bene, che spero si presentino e vengano, insomma, ecco, a trovarci a questa manifestazione. Abbiamo alcune sorprese all'interno, che non posso in questo momento svelare, sono piccole cose chiaramente fatte sempre da una piccola associazione come la nostra, e niente, io dico questo: la disabilità c'è, esiste, e bisogna integrarla. Integrarla non vuol dire dire semplicemente quella persona è disabile, devo fare qualche cosa, do un contributo, non è questo il tema, ma per integrare le persone bisogna affacciarsi alle persone, condividerle e starci vicino. Starci vicino vuol dire mettersi a disposizione. Mediamente, questo ce lo dicono i volontari, chi si pone con queste persone sicuramente ricevono molto. Quello che invece si pensa il contrario, cioè di affacciarsi per dare, alla fine c'è un buon ritorno. Questo buon ritorno credo faccia molto bene al cuore. Allora, prima e all'anima. di salutarvi, sentiamo Chiara da Santa Maria di Sala, poi devo chiudere. Vai Chiara.
Ciao Mirella, sono Chiara, scrittrice. Ciao cara. Vorrei dire una cosa riguardo della sicurezza delle persone con fragilità. Allora non facciamo di tutta un'erba un fascio, perché spesso ci sono anche delle buone persone che difendono la persona con fragilità, soprattutto quando ci sono delle barriere architettoniche o un qualcosa di simile. Però vorrei dire che invece non trovo questa corrispondenza quando si tratta di difendere le persone che hanno una fragilità del tipo emotivo, perché talvolta si va a colpire quello che è il lato più debole della persona, perché sanno che quando una persona ti dice qualcosa l'altra persona si paralizza e rimane lì fredda. In quel momento là tante volte osservo che non c'è nessuno che prenda la difesa di queste persone, quindi ci vorrebbe anche una maggiore sensibilizzazione anche da parte dei nostri politici a riguardo. Grazie. Grazie a te cara. Chiara, vuole dire qualcosa? Luca, Chiara, prego. È vero quello che ha detto, succede purtroppo molto spesso. La cultura è cambiata negli ultimi anni, sicuramente in positivo, ma come sempre i passi sono sempre molto lievi. Ricordiamoci che 30 anni fa, 40 anni fa il disabile era nascosto in casa. Oggi invece i disabili non sono più nascosti in casa, sono all'aperto, sono agli occhi di tutti. Dobbiamo ancora lavorare molto con le persone che non credono ancora che siano delle risorse. Molto chiaro, grazie veramente, grazie anche a Luca Grosso. Pubblicità. Nella notte tra il 4 e il 5 luglio 2025, durante una festa musicale al locale Casali Pasc di Premariacco, conosciuto anche con il nome di Spuntino in Campagna, scoppiò una violenta rissa tra un gruppo di minori non accompagnati e ragazzi italiani, con alcuni danni subiti dal locale. In quell'occasione fu denunciata una violenza sessuale da parte di una ragazza, mentre un'altra fu ricoverata in ospedale per un eccesso nel consumo di bevande alcoliche. In seguito a quei fatti, a fine settembre, il questore dispose la chiusura del locale per 20 giorni, sospendendo la licenza sia di pubblico spettacolo necessaria per l'organizzazione di feste danzanti che quella di ristorazione. A distanza di quasi 5 mesi, il TAR ha accolto parzialmente il ricorso presentato dai titolari dell'attività, difesi dagli avvocati Andrea Cernic e Giovanni Stellato, cancellando la sospensione per la parte relativa alla ristorazione, inalterata quella per l'organizzazione di feste danzanti. Gli agenti apposero i sigilli al locale, che però, dopo aver scontato alcuni giorni di sospensione, sempre attraverso il TAR, aveva ottenuto la sospensiva in via cautelare in attesa del giudizio di merito. Contattati, i difensori Cernic e Stellato esprimono soddisfazione per l'annullamento del decreto della questura di Udine nella parte della ristorazione, attività peraltro del tutto estranea ai fatti contestati a terze persone e che pertanto potrà proseguire regolarmente. I legali ribadiscono inoltre che la loro assistita, a mezzo dei legali rappresentanti, ha sempre cercato una fattiva interlocuzione con l'autorità e che da tempo ha interrotto ogni attività di pubblico spettacolo. Si riservano comunque un'attenta lettura del provvedimento in ordine ad un'eventuale impugnazione dello stesso innanzi al Consiglio di Stato, tenuto conto del pregiudizio al tempo patito dalla ricorrente a seguito dell'esecuzione della sospensione, anche a carico dell'attività di ristorazione, con il provvedimento oggi annullato dal TAR. È
È un clima di paura quello in cui vivono i dipendenti nei bar dello scalo ferroviario della stazione di Padova. Aggressioni verbali, minacce e tentativi di furto sono ormai all'ordine del giorno. La denuncia arriva dalla CGIL Padova, che segnala come oltre 70 lavoratrici e lavoratori dei punti ristoro gestiti dalla Gardère siano esposti a situazioni di rischio, soprattutto nelle ore notturne e all'alba. Secondo il sindacato, la cosiddetta zona rossa non avrebbe migliorato le condizioni di sicurezza, lasciando il personale in uno stato di costante tensione. Nonostante la proroga della zona rossa, la situazione è comunque drammatica, perché ci raccontano i lavoratori e le lavoratrici che persone, soprattutto la sera e la mattina presto, entrano all'interno dei bar e delle attività commerciali cercando di purtroppo rubare anche generi di prima necessità, come anche solo un pacchetto di patatine, e i lavoratori e le lavoratrici temono per la loro sicurezza, perché vengono molto spesso aggrediti sia verbalmente, e a volte si rischia di arrivare anche alla violenza fisica. La CGIL chiede interventi strutturali, più servizi socioassistenziali, presidi di prossimità e supporto sul territorio. Serve un sostegno da parte delle istituzioni, servono servizi di prossimità, serve un'attenzione maggiore verso queste persone. Queste persone sono molto spesso italiani, quindi non si tratta di persone straniere. Allora io veramente mi domando cosa sta succedendo, queste paure, pochi ragazzi, minori soprattutto, che tengono in pugno, come dico tante volte, forze dell'ordine. Ecco, le famiglie, le persone hanno paura di uscire, avete sentito le interviste di questi residenti, anche cosa hanno detto, ma è mai possibile che nessuno si renda conto che bisogna fermarli? Ma guardate che sono pochi, guardate che voi veramente, da quello che leggete, da quello che vedete, sembra che ci siano eserciti di ragazzi e di ragazzini che si comportano male. Il problema è che non è così, nessuno li vuole fermare, nessuno li vuole prendere e portarli da un'altra parte, fermarli. Ma non è possibile avere pochi numeri rispetto ai tanti numeri che si comportano bene. I tanti numeri non riescono ad avere la supremazia sui pochi numeri. Io non so cosa veramente questi politici pensano di fare, cosa vogliono fare, perché veramente sono situazioni che veramente bisogna anche dire basta. Le persone hanno paura di uscire e lasciare le case vuote anche al mattino, perché arrivano i ladri a tutte le ore, e sicuro non sono quelli con l'infradito, ma sono quelli che arrivano dalle nostre frontiere, che abbiamo anche vicino, in ora e mezza sono a casa, devastano la casa, portano via tutto, forze dell'ordine che non possono essere dappertutto. Vedete i numeri che abbiamo, e ringraziamo anche per quello che fanno. La legge che di sicuro non ci protegge. Qualcuno dice viviamo blindati in casa, io mi domando veramente se qualcuno vuole decidere di fare qualcosa, perché veramente non se ne può veramente più. In più sentiamo anche che c'è anche questa aviaria che sta arrivando, un'altra prevenzione che stanno facendo, ma dove siamo sicuri? Allora neanche sul mangiare, andiamo a vedere prevenzione aviaria. L'influenza aviaria torna osservata speciale in Veneto, tra le regioni più esposte al rischio di diffusione del virus. A lanciare l'allarme è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che indica l'aviaria tra i virus monitorati per il potenziale pandemico. Di fronte all'aumento dei focolai, la regione del Veneto, dove solo il mese scorso ne contava una decina, ha disposto misure straordinarie: censimento del pollame, vaccini, lo stop a fiere e mercati avicoli e controlli rafforzati prima della macellazione. Sappiamo essere un virus in grado di mutare e di sorprenderci. Sappiamo che è uno dei candidati anche per la prossima pandemia, da qui il motivo per cui è un sorvegliato speciale. Al momento non rileviamo mutazioni che ci preoccupano particolarmente, però insieme, grazie soprattutto anche all'opera dei servizi veterinari sul territorio, continuiamo un attento monitoraggio e sorveglianza, non solamente negli allevamenti domestici, ma anche sui volatili selvatici,
ma anche sui mammiferi. I provvedimenti seguono le indicazioni del Ministero della Salute e puntano a contenere il virus. Si tratta di restrizioni che, oltre a rappresentare una tutela sanitaria, costituiscono anche una sicurezza per le imprese. Siccome nel nostro territorio ci sono diversi allevamenti avicoli, ovviamente il danno è ingente, per cui quello che chiediamo è ovviamente l'interessamento economico da parte delle amministrazioni regionali per il ristoro dei danni, e sperando nell'opportunità ovviamente che grazie al vaccino si aprirà una situazione di più tranquillità anche rispetto ai blocchi che sono dovuti per evitare la diffusione della malattia. Voglio aggiungere un'altra cosa: ovviamente questa malattia viene trasportata dagli avicoli che fanno le migrazioni, per cui con i cambiamenti climatici c'è stata una modifica anche di quello che sono le rotte migratorie degli avicoli e quindi una maggiore pressione alla nostra regione. Allora saluto e ringrazio il dottor Marino Parolin, medico veterinario, ma si occupa anche di altre cose, presidente della storica Lancia Volpago del Montello. Avete visto questa 120 anni del marchio Lancia, sentiremo ecco questa passione, ma prima dottor Parolin vorrei sentire questa prevenzione sull'aviaria, perché ogni tanto salta fuori l'aviaria. Abbiamo sentito quel servizio sulla carne putrefatta che cambiavano le etichette, ma c'è un silenzio totale. Mirella cara, intanto grazie che mi ha coinvolto in quel discorso, sono a sua disposizione per le mie libere opinioni. Bravissimo, e la ringrazio. No, perché vorremmo capire anche perché i controlli in Italia, abbiamo i maggiori controlli, dobbiamo fidarci. Ecco, vorrei sentire da lei, dottor Parolin, ecco, cosa ne pensa di quel servizio terribile della carne putrefatta venduta, cambiato le etichette, ma c'è un silenzio assordante, non si sa più niente. Ecco, eppure la trasparenza dovrebbe essere sovrana quando c'è la salute pubblica che riguarda la salute pubblica. Prego, dottor Parolin. Buongiorno alla sua equipe e a tutti i telespettatori. Mi spiace che non ho un collegamento, ma probabilmente dal mio Mac che non è chiaro. Innanzitutto lei ha toccato due argomenti importanti. Le faccio presente che io sono un libero professionista, sono uscito dal sistema sanitario nazionale del 91, dopo se vuole vi do anche i dettagli, che sono collegati alla carne che lei allude. Ci sono due elementi fondamentali che lei ha toccato. La carne, che come medico veterinario il servizio mi ha indignato, nel senso che le assicuro che io conosco molto bene i miei colleghi della ASL 2, ma posso interpretare anche gli altri colleghi, svolgono con grande dedizione e responsabilità il loro controllo. Per quanto riguarda quindi questo discorso che ho visto nella trasmissione del report, sono rimasto stupefatto, in quanto sono certo che nulla sfugge al controllo del settore veterinario. Nulla, non può sfuggire nulla. Le assicuro che quando io ero al servizio veterinario c'era un controllo, ma lo è tuttora, capillare su ciò che entra in un macello, su ciò che esce e sull'attività di un macello. E questo penso che le possa dire tante cose. Quello che ancora mi più stupisce è che, se non ho capito male, un dipendente si sia dovuto rivolgere a un sistema giornalistico, e lei ne è testimonio che il giornalismo è fonte di informazione diretta e corretta, perché ha saltato, diciamo, anche i controlli a monte. Quindi lascio a lei dare dell'interpretazione su questo sistema. Questa è la prima cosa che mi ha stupito. Quindi come veterinario che sono a difesa della tutela io mi occupo di piccoli animali, quindi mi occupo ora della salute e tutela del benessere animale, ma devo dire che come veterinario che sono stato ispettore, come i miei colleghi conosciuti, eravamo molto molto attenti alla salubrità degli alimenti che licenziavamo e che licenziano i colleghi, qui e meno nella AS 2, ma sorte dell'uomo passa attraverso la salubrità dei nostri alimenti. Non ho dei dati in mano per spiegare il perché sia sfuggito,
ma non può sfuggire un movimento del genere. Questa è la mia serena opinione. Ripeto, conoscendo i controlli ferrei dei miei colleghi. Dottor Parolin, la ringrazio, però vede, io non devo essere fortunata a vivere in un paese, in un territorio dove ci sono i controlli che lei sta spiegando molto bene. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, e la salute pubblica è un diritto che io devo avere, capito? Perché questo silenzio preoccupa molto. Noi abbiamo bisogno di trasparenza. È vero, sono state cambiate le etichette, abbiamo sentito anche Bertolaso, mi sembra che non abbia smentito, ha detto verificheremo, andremo a vedere, qualcosa c'è, ci sarà qualcosa. Quello che stupisce è che quell'operatore di quel macello abbia dovuto rivolgersi a un giornalista più che andare a segnalare ai settori competenti. Quindi lascio a lei qualsiasi tipo di interpretazione. Ma in effetti poi dalla segnalazione che è stata fatta anche dal giornalista ad avere risposta sono passati più di un mese e mezzo, perché non riusciva a avere risposta neanche lui. Capisce che c'è qualcosa che dovremmo capire e sapere, perché è talmente grande il business di questa carne, ma talmente grande, che veramente preoccupa. Abbiamo Mirella da Riesi Pio X, vai Mirella. Mirella, buongiorno ai nostri ospiti. Allora, parliamo della carne, voglio dire due cose, comunque comincio con la prima. Allora, la carne, nell'86 io ho comprato la carne qua in un negozio e mi sono intossicata, e ci sono intossicati anche a un ristorante che hanno fatto il battesimo di un bambino e sono andata in casa all'ospedale e uno è morto. Io dopo sono andata a testimoniare a Padova con il tribunale là, perché mi hanno chiamato a testimoniare quella. Ecco. Pensa che ho portato a casa la carne, ho fatto il bollito, ho fatto la carne macinata, il ragù e tutto quanto, ed era sputrefata, non c'era neanche il timbro. E quando sono andata dal dottore, che mi sentivo male da morire, ecco, e mi ha detto: mi puoi portare qua la carne che la vedo? Avevo 2 pezzi di carne, gliel'ho portata a far vedere e ho detto: buttala via perché è putrefata. Mi ha detto il dottore. No, ma Mirella, ma non ti sei accorta anche tu che la carne era putrefatta? Perché ha un odore terribile quando è putrefatta. Cioè non ti sei accorta di niente? Il dottore si è accorto, che ha detto è viola, è brutta, buttala via. Non c'era neanche il timbro, ti vuole i timbri in negozio, che ci sia la finanza che vada a vedere. Oltre i negozi, i supermercati, siamo a posto qua. Abbiamo sentito, grazie Mirella, abbiamo sentito le riflessioni di Mirella, ma abbiamo sentito anche quello che ha detto il dottor Parolin. Il problema è capire che abbiamo bisogno di trasparenza e comprare la merce sicura, questa è la verità. Perché avete sentito anche delle volte i NAS cosa trovano, dottor Parolin, e veramente alle volte facciamo anche la coscienza delle persone anche che vendono questi prodotti, delle volte per un guadagno economico cosa riescono a fare, cosa riescono a vendere, questa è la verità, questo senso della civico, della comunità. Però volevo anche capire, dottor Parolin, quello che i veterinari intrigano i giovani, perché sentiamo dire che i giovani non sono intrigati dalle varie professioni. Ecco, come veterinario lei ha dei dati, vede la passione dei giovani per questo lavoro, perché loro sono molto vicini agli animali, all'ambiente, forse direi che sono anche quelli che si espongono di più. Lei cosa vede, dottor Parolin? Devo aver capito male con l'intrigare. Allora, devo dire che chi sceglie la passione della medicina veterinaria è certamente legato all'attenzione e alla cura degli animali in generale. Le faccio presente che abbiamo 2 filosofie completamente diverse. Faccio presente che quando io andavo a scuola al veterinario, che purtroppo sono passati tanti anni, sono 43 anni che sono laureato e che lavoro, avevamo una formazione che riguardava il benessere e la salute degli animali da reddito, e che fornivano anche la famosa alimentazione per gli esseri umani. E c'era una formazione e anche una cultura e impostazione, io dico proprio una imprinting del professionista di questo tipo qua.
Dottor Parolin, la fermo un secondo, se no mi cade la linea, perché abbiamo Adriano da Tessera, poi ricominciamo. Vai Adriano. Intanto buongiorno a tutti e due, va bene, sia a te Gabriela e al dottore. Volevo fare una domanda provocatrice, dottore, e perché bisogna un po' scaldare queste vivande che purtroppo c'è gente che non ci ascolta, dottore. Allora io vorrei dire una cosa, noi abbiamo la stessa importanza di una gallina oppure no? Le spiego perché. Perché quando c'era il Covid, dottore, i pullman erano tutti belli, puliti, tutto viaggiava pulito. Adesso mi ritrovo, dottore, che ho i pullman talmente sporchi, ma talmente sporchi, mi sono rivolto a quello, mi sono rivolto all'altro e alla fine non ho avuto nessuna conclusione. Dico, ma il sporco che è attaccato al pullman può essere un virus oppure no? Punto esclamativo. La ringrazio, buona giornata. Allora, grazie Adriano, sentiamo il dottor Parolin come vuole commentare, finire il discorso che aveva iniziato, prego. Mirella, se mi può riassumere la domanda. È una questione di igiene che dice... Signore, perché è molto basso il tono. Sì, allora è una questione di igiene, lui dice che durante la pandemia c'era la massima igiene anche nei pullman, nei mezzi di trasporto, adesso trova molto sporco, specialmente questi mezzi di trasporto, i pullman, e dice ma allora noi siamo più importanti o meno importanti di un animale, ha citato la gallina. Prego. Ma questa è una domanda che io ringrazio il signore, ma esula dalle mie competenze. Qui ci sono degli organi preposti, ma non per caricare, perché è giusto che chi è pagato e anche molto bene per questi controlli faccia esattamente il suo controllo. E questo a cascata dalla direzione agli ispettori diciamo preposti a caso. E ripeto, esula dal nostro argomento di cui lei, Mirella, mi ha onorato di entrare, perché è una cosa che io ho molto molto a cuore. Concordo col signore che ci possa essere una diminuzione delle attenzioni, ma ripeto, non si tratta qua di essere più attento o meno alla gallina. Qui si parte di quanto chi è preposto a fare i controlli, ripeto, e abbiamo un sistema capillare, ma ciò deve funzionare, e ci sono delle direzioni in merito a cascata dei funzionari pagati, perché posso dire che sono pagati anche bene questi dirigenti, che devono fare anche una cosa importante, cioè controllare che il sistema funzioni. Cioè, ma io non è che sia un mio compito, io ho un'opinione che posso anche concordare col signore, ma devo dire che nel sistema io non sono così insoddisfatto, se posso dire, quando giro in treno, quelle poche volte che vado dentro un ospedale o altre parti. Concordo con lui che ci sia molto da fare e che la paura di cadere ancora al tempo pre-Covid ci sia, e quella è l'esperienza del Covid, deve mantenere sempre alta il livello di attenzione. Però, tornando al discorso prima, Mirella, che lei faceva, diciamo che gli organi preposti e che sono pagati e bene per fare questi controlli devono essere fatti lavorare per questo. Quanto al discorso che volevo riallacciarmi, Mirella, se mi permette, perché c'è questo silenzio? Beh, qui entra in gioco il luogo di chi deve controllare sempre, quindi mi riferisco alla magistratura che di fronte a questi dati deve indagare e quindi deve avere anche la forza e la libertà di azione per quanto riguarda di approfondire le indagini, e chi ha sbagliato deve essere anche sanzionato. È un problema che riguarda il sistema, purtroppo. Ma è un sistema, dottor Parolin lo sa benissimo, anche lei, è un sistema che è collabrodo, non c'è niente da fare. Il problema è che questo macello non è stato ancora chiuso, non sappiamo come, cosa. Questo è più grave. E questo è gravissimo, dottor Parolin, inutile che ci giriamo attorno, la verità, certo, la verità è questa. È come sui FAS, si fa, però il sito è ancora aperto che inquina, questa è la verità. È inutile che giriamo e rigiriamo. Chi dovrebbe prendere decisioni drastiche per la salute pubblica, siccome c'è un business pazzesco sotto queste cose, perché questa è la verità, non si riesce a capire come mai non viene fermato e chiuso. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno al dottore.
Dottore, sicuramente sono sicura sulla sua buona fede, sono certa che gli allevamenti che lei va a controllare sono perfetti, o se non sono perfetti lei mette la multa. Però sono decenni, non giorni ma decenni, che ci sono filmati che la maggior parte sono realtà inenarrabili. Cioè, già l'allevamento intensivo non dovrebbe esistere se vogliamo non tanto rispettare il benessere animale, del quale non ce ne frega poco o niente, ma quantomeno di quello che mangiamo. Quindi, se sa benissimo, ci sono, ripeto, i filmati di allevamenti intensivi, anche di maiali, quelli che poi vanno a fare il prosciutto DOP, prosciutto crudo DOP, dove ci sono animali doppi, blatte, animali ammassati, feriti, azzannati, morti lasciati lì, antibiotici, quintali di antibiotici trovati ed ormoni in mezzo al mangiare, cibo che non è certo adatto a loro assolutamente. Quindi quello che dice la Mirella, che purtroppo questa è la realtà. Non si capisce, o perlomeno sappiamo benissimo che è sempre in nome del profitto, che ci sono la maggior parte degli allevamenti intensivi sono tragici. Non parliamo poi dei polli, delle galline, cioè dei volatili, come sono tenuti. È chiaro che sono pieni di antibiotici, l'antibiotico resistenza, lo viviamo a questa pratica assurda. Grazie infinite per lo spazio, buona giornata. Grazie a te cara Paola, prego dottor Parolin. Ma sento molto basso gli interventi, Mirella, se lei me lo alza. La signora allevamenti intensivi, antibiotici, ce n'è di tutti e di più. Allora, concordo con la signora, permesso che, ripeto, io mi occupo di piccoli animali adesso, in cui, se volete, vi dico il perché sono uscito nel 91 dal Servizio Sanitario Nazionale. Ma, ripeto, devo dire alla signora che concordo. Quello che è brutto, ripeto sempre, che siano sempre il giornalismo che va a fare queste indagini e non gli organi preposti. Concordo con la signora sul sovraffollamento degli animali, concordo signora sull'uso smisurato di farmaci, antibiotici, e devo dirle comunque che rispetto ai miei tempi di quando lavoravo nei grossi animali, parliamo fino agli anni 90, diciamo il controllo sugli antibiotici era molto più blando di adesso. Per quanto riguarda la salubrità dei nostri animali, è chiaro che io sono dalla sua parte, perché l'attenzione al benessere animale per me è una questione di missione professionale, lo faccio quotidianamente nel mio laboratorio. Sono certo, le ripeto, che lo spirito dei nostri colleghi, dei miei colleghi, pur differendo l'ambiente in cui lavoro, li conosco molto bene e sono impegnati. Purtroppo, signora, le devo dire, di episodi ai miei tempi in cui mi ricorderò sempre un grande collega veterinario che fece un sequestro di vitelli e carne bianca su un macello che adesso non c'è più, e si trovò poi il lunotto della macchina, era una Panda, rotto. E io ho ammirato molto quel collega, il quale non ha consegnato i timbri al settore, ma ho continuato, diciamo, a lavorare. E ne ho ammirato non solo lo spirito professionale, ma anche lo spirito come uomo. E come questo collega, mi creda, ce ne sono tanti colleghi in Italia che ogni giorno si recano nei posti di controllo, diciamo, superando tutte le problematiche e le imposizioni che ci sono. È un sistema a cui purtroppo non è che dobbiamo adeguarci, assolutamente, ma non è facile anche affrontare da soli, se non si è, diciamo, con le spalle coperte. Questa è la mia opinione, ovviamente. E devo dire però che i colleghi che conosco che fanno le ispezioni fanno questo. Con la signora concordo che la qualità delle immagini, viste anche recentemente da Report, su quell'allevamento di quelle galline in quel sistema là, e poi il presidente è a capo di un'associazione molto importante di produttori avicoli, lascio a lei qualsiasi anche considerazione anche sulla credibilità di queste associazioni, ma ripeto, è sempre una mia opinione.
Mi è difficile fare la battaglia qui Banini a Vento. No, diciamo ma vede, dottor Parolin, il grande problema, lei ha detto i giornalisti, per fortuna che ci sono i giornalisti. Certo. Si ricorda della pasta, la pasta made in Italy, poi il grano dov'era? È stato un giornalista. Allora io devo dire veramente, tanto chapeau a queste inchieste invece fatte dai giornalisti che veramente che cercano veramente di capire la verità, altro che storie. Se non ci fossero dovremmo inventarli e non sapremmo mai certe notizie. Ecco, perciò tanto di chapeau ai colleghi, a tutti quanti per queste inchieste veramente che poi fanno emergere la verità, ed è una verità che scotta, dottor Parolin. Questa è anche lei fa del giornalismo, però, quindi va apprezzato quello che fa lei. Grazie, grazie. Abbiamo Leone da Tre Baselli, un agricoltore. Vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto tutti gli ospiti. Allora, io faccio l'agricoltore, le mie galline sono libere, vanno nei campi, girano, e abito vicino al fiume Marzenego, perciò ci sono uccelli acquatici di tutti i tipi, aironi, gazzelle, gazzette, gabbiani, c'è di tutto, cormorani. Però non ho mai avuto un attacco di aviaria. Allora mi domando, com'è possibile che questi allevamenti che sono chiusi abbiano questi attacchi di aviaria, e io che ho le galline libere che girano in mezzo a tutti gli altri uccelli non si ammalano, non prendono questa malattia? Non è che questi allevamenti si impestano fra uno e con l'altro, portando i mangimi da un allevamento contagiato ad un altro allevamento, e si contagiano con i mangimi che portano, con chi porta i mangimi, che porta il virus da un allevamento all'altro. Poi un'altra cosa, questi grandi allevamenti intensivi sono stati creati proprio per il benessere animale, perché noi piccoli una volta tenevamo le bestie legate a catena, e questo adesso non è più permesso, perciò questi allevamenti, grandi allevamenti, sono stati creati apposta per il benessere animale. Poi un'altra cosa, non sarebbe ora che i nutrizionisti ci abituassero a prendere le proteine da qualche altra parte invece di dover necessariamente mangiare carne? Ciao Mirella, grazie. Grazie Leone caro, prego dottor Parolin. Ma allora, per quanto intanto apprezzo l'intervento di questo agricoltore che rispetto, io quando sento questi discorsi rispetto, io poi ho una cultura, un attaccamento al mondo agricolo viscerale, pensi che mi sono fatto nel mio parco qua tutto un museo aperto di vecchie attrezzature agricole, e le lascio qua che tutte le vedono per quanta fatica c'era una volta dietro la lavorazione della terra. Ma questa ovviamente è una mia anche passione, ma rispetto per quel mondo. Allora, sull'evento intensivo che il signore diceva, d'accordo, io mi ricordo quando negli anni 90 il vitello a carne bianca, che non ho mai mangiato di quel tipo di allevamento, erano costretti in gabbie vere e proprie, poi adesso sono liberi, diciamo, in dei box con un certo numero e anche metratura, e con un livello di anemia diverso. Non entro più nel settore perché non occupandomi non entro nei dettagli tecnici. Sicuramente questi allevamenti devono rispettare degli standard diciamo qualitativi per quanto riguarda aria, cubatura eccetera, ma anche di igiene. E quando questi, pur avendo diciamo degli ambienti validi, ma cala il livello per l'igiene, per i movimenti ovviamente di persone eccetera che vanno dentro, ovviamente aumenta il rischio di malattie infettive. E quando ci sono scoppia un'epidemia di questo, ovviamente ci sono quei famosi cerchi attorno al focolaio in cui anche gli animali tipo quelli del signore che sono liberi eccetera vengono purtroppo per ordinanza abbattuti. Questa è la legge della polizia veterinaria, lì non si sfugge. Non ho una competenza in merito perché mi occupo di altro, ripeto,
sulla diffusione, certo la influenza aviaria rappresenta un problema serio per quanto riguarda la diffusione e i danni che può portare. Per quanto riguarda poi il discorso delle cause, certo limitare e controllare gli spostamenti delle persone che si spostano da un allevamento all'altro o anche gli stessi operatori sanitari dovrebbero osservare un criterio, e sono certo che in certi allevamenti non possono mancare, anche di contenimento sanitario. La fermo un secondo, dottor Parolin, perché abbiamo Riccardo da Montebelluna, se no cade la linea. Sa come funziona la trasmissione. Vai Riccardo. Ciao Mirella. Non è Riccardo. Sono la Riccarda stavolta. Tu contesti sempre tutto e tutti. Chi sei tu? Non mi è piace Riccardo, che non mi dai la linea. Subito, non è Riccardo, ho già capito, non è Riccardo. Allora, quello che volevo capire, dottor Parolin, ho capito, è una persona veramente incredibile questa. Allora, quello che volevo capire, una volta però c'erano tutti questi piccoli allevamenti anche nel Montello, che veramente erano belli anche da vedere, queste mucche al pascolo. Adesso c'è solo vino ed esclusivamente vino dappertutto. Le quote latte, poi diciamo la verità, cosa hanno creato le quote latte. Secondo lei, dottor Parolin, ma servivano veramente questi allevamenti intensivi oppure si è alzato un po' troppo l'asticella? È una cosa che veramente fa pensare, perché la popolazione diminuisce, diventa sempre più diversamente giovane, perciò mangiano anche meno, non c'è niente da fare, questa è la verità. La popolazione diminuisce in maniera incredibile. Ci sono alternative importanti, ma dobbiamo continuare sempre a parlare di allevamenti intensivi per quanto riguarda la carne, la verdura, chi ne ha più ne metta. Cosa ne pensa lei, dottor Parolin? Le dico come si comporta mia moglie, che io devo dire che ha anche un suo orto biodinamico, quindi sono sempre arrabbiato con mia moglie perché lei nel suo orto ha una produttività e un'attenzione che produce, mentre io nel mio orto, chiaramente a basso impatto perché è qui dove io lavoro, non ho la produttività che ha mia moglie e quindi le nostre discussioni nascono: cosa fai tu, cosa non faccio io, tu non mi dici. Quindi per dire che c'è un sistema produttivo alternativo, e io posso dirlo, che può avere delle rese molto importanti con una qualità decisamente importante. Bisogna cambiare mentalità. L'altra sera era una serata di agricoltura alternativa al comune di Zavera, che ha fatto una cosa eccellente ed eccezionale anche di formazione, e bisogna cambiare il sistema. L'Italia è un paese disputato ad avere prodotti di qualità inviati all'estero, e concordo con lei e col signore di spostare comunque l'attenzione e la produzione di cibi verso un nuovo sistema produttivo. È l'alternativa. Concordo con lei che abbiamo anche a volte una straproduzione di carne e bisognerebbe valutare quanto, e sarebbe bene mangiarne meno e mangiarne meglio. Questo ne va non solo della maggior qualità e qualità sia per quanto riguarda chi la consuma, ma anche per chi la produce e con maggiori soddisfazioni. Io mi ricordo, ma anche recentemente, dove vado a prendere il latte dal distributore della stalla, che dico sempre a questi produttori: cercate di produrre meglio perché guadagnate di più, ne guadagniamo tutti in salute e produciamo un qualcosa di utile per la società. Certo, attenzione, bisogna che questi sistemi qua, anche di transizione, debbano essere adeguatamente Dottor Parolin, guardi chi è venuto a trovarci questa mattina. Guardi, abbiamo un'eccellenza che ringrazio, il professor Umberto Tirelli. Buongiorno professor Tirelli. La ringrazio. Io non vi vedo. Allora però ci sente, noi invece la vediamo bene e la sentiamo bene. Ecco, professor Tirelli. Perfettamente il professor Tirelli mi fa un onore parlare con lui veramente. Ecco, allora prima di parlare col professor Tirelli e sentire cosa ne pensa per quanto riguarda il problema dell'alimentazione, che è fondamentale anche per questo tumore, sentiamo quanto importante è mangiare sano, mangiare bene, però un punto di domanda. Vorrei dire a quella signora che sta continuando a telefonare, che è Adriana, che io non l'ascolto più e non le passo più le telefonate perché lei è stata molto molto maleducata con un giudice che io avevo ospite, ha dato del deficit
sufficiente a un giudice, perciò capite bene che questa trasmissione ha dei limiti e se questa persona pensa di continuare a telefonare anche sotto false spoglie per riuscire ad avere la linea e parlare, se lo scordi, perché io persone maleducate in trasmissione non le voglio e non faccio passare, perciò finiscila di chiamare perché non passerai, perché certi limiti dovete capire che quando c'è un ospite, l'ospite va rispettato, dite quello che volete, ma nel rispetto e nell'educazione, specialmente anche nei miei confronti, perciò tu se vuoi continua a telefonare ma non passerai, perché il limite è stato superato e posso dimostrarlo. Professor Tirelli, cosa ne pensa dell'alimentazione? Ecco, dobbiamo mangiare sano, ma mangiare sano costa tanto, io ho un banco alimentare, lei lo sa, perciò capisco cosa vuol dire, prendi l'olio extravergine di oliva, sì, 15-20 euro al litro, dammi tu i soldi per prenderlo, la carne abbiamo sentito quel macello, eppure la salute pubblica è fondamentale. Cosa ne pensa, professor Tirelli, e grazie di essere qui. Per quanto riguarda i tumori, sappiamo che dal 1990 al 2019 c'è stato un incremento dei tumori nei giovani, cioè sotto i 50 anni, in particolare i tumori del colon, retto, i tumori del pancreas, i tumori del fegato, i tumori della mammella. Tutto questo pensiamo, non c'è una causa ben nota, ma però si pensa molto che sia alla base l'alimentazione, cioè il fatto che l'obesità, per esempio, nei bambini è un fatto, un dato di fatto, prima negli Stati Uniti, ma adesso anche in Europa e anche in Italia. Molti bambini mangiano male, troppo, cioè questi cibi di fast food che sono processati dal punto di vista industriale e che possono dare dei grossi problemi, infatti li danno, e questo è un dato sicuro di aumento sotto i 50 anni dei tumori, e quindi dobbiamo anche pensare a fare delle indagini preventive anche prima del tempo che avevamo già concordato. Sappiamo il sangue occulto nelle feci, l'esame della prostata, la mammografia, tutte queste cose che sono già conosciute bene, ma essendoci un incremento dei tumori, forse molto probabilmente dovuti alla cattiva alimentazione, che appunto può aumentare i tumori nei giovani e quelli che ho detto prima. E teniamo conto che abbiamo fatto un figurone nelle Olimpiadi anche per l'alimentazione, perché tutti gli atleti, che sono della gente che tiene molto all'alimentazione per ovvi motivi, sono rimasti sbalorditi dalla qualità, diciamo, del cibo che veniva a loro somministrato nelle mense, quindi non i ristoranti famosi, nelle mense del villaggio olimpico. E quindi anche questo dobbiamo sempre pensare, appunto, che ovviamente ho parlato di tumori, ma questo vale per le malattie cardiovascolari e quant'altro, quindi sicuramente una buona alimentazione, che vuol dire sostanzialmente la dieta italiana, no, del nostro paese, che spesso dimentichiamo. Purtroppo i giovani oggi vanno alla ricerca del fast food, delle patatine fritte, tutte queste robe qua, ma una buona pasta, e gli agrumi tutti i prodotti della nostra agricoltura, nel senso a seconda delle stagioni, gli agrumi e quant'altro sono importantissimi proprio per la prevenzione delle malattie più importanti, che ripeto sono quelle cardiovascolari e tumorali. Quindi anche insieme all'alimentazione l'attività fisica, a tutte le età, ovviamente, a tutte le età. Attività fisica che non vuol dire andare alle Olimpiadi, insomma, non è necessario essere degli atleti professionisti, però camminare, se si è giovani, fare anche delle attività fisiche in palestra o fare degli sport appunto amatoriali. Questo sicuramente è una grande cosa, cercando di non aumentare di peso e facendo un'alimentazione giusta, appunto quella mediterranea, insomma, di cui siamo famosi in tutto il mondo, e che appunto andrebbe enfatizzata, come sto facendo adesso io in questo momento, cioè cercando di evitare oppure confinare a qualche episodio. Parlo del fast food,
degli hamburger, tutte queste cose, che sono cibi processati che vanno incontro a diversi processi industriali e che sono dannosi se mangiati in quantità. Senta, professor Tirelli, cosa ne pensa? Ne abbiamo parlato anche col dottor Parolin questa mattina e anche con altri di quel servizio che abbiamo visto dove questo macello vendeva la carne putrefatta cambiando le etichette, non so se lei l'ha seguita. Non l'ho seguita, non l'ho ecco, questa carne è andata in circolo dappertutto, l'hanno trovata anche su grosse case che producono questa carne in scatola e fa molto pensare come possiamo difenderci. Si parla di prevenzione, ma se poi troviamo questi personaggi che per un business riescono a vendere la carne putrefatta, cambiano le etichette e gira tranquillamente, il dottor Parolin dice sembra assurdo perché i controlli sono ferrei, severi, però i filmati si vedono, Bertolaso non ha smentito, questo macello non si sa se è stato chiuso. Allora come si fa a parlare di prevenzione quando ci sono dopo questi esempi che sono veramente devastanti e nessuno fa trasparenza, nessuno ci dice veramente qual è la verità, è sempre il giornalista che deve fare chiarezza, verità. Prego, dottor Tirelli. Purtroppo sì, questo... in ogni mestiere abbiamo visto recentemente quello che può succedere, no? Sia nei trapianti di cuore, sia nella polizia, la droga. Ci sono tanti problemi che emergono e che però d'altra parte non ci devono far pensare che non c'è un controllo. Ci sono delle eccezioni purtroppo che vanno perseguite, vanno controllate e bisogna parlarne, e voi fate bene a parlarne, il vostro compito peraltro, e anche di parlare di queste cose, ma sottolineando che poi sono un po' delle eccezioni apparentemente, quindi i controlli devono essere fatti ovviamente a tutti i livelli, in tutte le professioni, e che purtroppo poi ci sono appunto questi episodi che voi avete denunciato, che chiaramente non sono... Riguardano anche le Olimpiadi, lei ha citato le Olimpiadi bellissime, sono d'accordo con lei, vorrei vedere con 7 miliardi che non fossero state anche bellissime, dottor Tirelli, e quello che... no, vorrei vedere anche che con 7 miliardi avessimo fatto siamo anche arrivati flop. all'ultimo momento... Siamo arrivati, sì, ma abbiamo noi come solito, facciamo noi italiani, no? All'ultimo momento dicevamo che non so come avremmo fatto e poi abbiamo fatto benissimo, fortunatamente. Adesso ci sono anche le Paralimpiadi, ricordiamoci anche di questo. E le ricordiamo, bravo dottor Tirelli, che forse... Un grande messaggio le Olimpiadi, le Paralimpiadi, ma comunque voglio dire che sono rimasto colpito dagli stranieri che... olimpionici o gente che partecipava alle Olimpiadi, che sono rimasti stupiti dal nostro cibo, ecco, e hanno detto le pizze che mangiamo a casa sono completamente diverse rispetto a quelle che abbiamo mangiato qui in Italia. Beh, te lo credo. Abbiamo visto, non ha niente da dire, però teniamo anche presenti che fino adesso si parla di 7 miliardi e veramente, e poi vedremo come succederà e che se finalmente ci daranno dei numeri, una trasparenza anche sui numeri di quello che è stato venduto, incassato. I numeri sono fondamentali, però numeri veri, non numeri falsi. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo ancora il dottor Parolin, perché ci tengo tantissimo, perché 120 anni di questa mitica lancia, andiamo a vedere anche le foto, perché è la passione del dottor Parolin, poi andiamo dal professor Tirelli, l'ho fatto arrivare prima, ma mi faceva piacere sentire anche cosa ne pensava in fatto di cibo e di tumori. Ecco, qui cosa stiamo vedendo, Parolin? Non vedo nulla. Perché... Allora noi vediamo la lancia, ecco queste foto che lei ha mandato della lancia. Volevo un attimo agganciarmi prima, se mi concede un attimo Mirella, quel professor Tirelli, che purtroppo noi dobbiamo anche estendere questi controlli ai cibi che vengono dall'estero, perché giustamente quindi noi facciamo i controlli, blocchiamo delle sostanze, delle molecole e ci vengono dentro attraverso i commerci, ma questo è un discorso molto più complesso. Allora, tra tutte le mie passioni c'è, che grazie a Dio che mi sorreggono, c'è questo grande progetto che sto portando avanti al Pago del Montello sulla storia dell'ingegnere Ugo Gobbato, che è considerato da Enzo Ferrari il suo maestro, e di suo figlio, ingegnere Pierugo Gobbato, che è stato il padre della Stratos, due grandi uomini
che diciamo hanno segnato proprio la storia dell'automobilismo in Italia. Noi a Volpago al Montello abbiamo fatto un club che vuole culminare diciamo in un museo integrato in un ambiente di studio. L'amministrazione a sua volta Toffoletto aveva concesso un'area in uso, poi questo sindaco si è anche dedicato una stanza in cui sviluppare questo museo, che voleva essere una galleria dedicata anche agli uomini storici di Volpago del Montello. Professore, dottor Brella, fermo un secondo perché abbiamo un pezzo Lanfranco da Treviso in linea, se no sapete che cadono le linee. Vai Lanfranco, scusa se ti ho fatto aspettare, vai. No, ho capito il problema. Io ho allevamento di conigli e da 40 anni sto sperimentando un sistema per capire realmente come funziona il coniglio. Molto probabilmente è un animale che non è stato capito dall'ambiente veterinario e tecnici. Praticamente io sono partito dall'inizio per capire come funziona realmente l'animale. L'animale funziona benissimo, naturalmente sono partito da prima che fosse l'uomo. L'uomo ha invaso l'ambiente del coniglio. Il coniglio ha una sua peculiarità e il suo inserimento nell'ambito di tutti gli animali che girano attorno, che è l'unico animale che si difende riproducendosi e procurando cibo agli altri animali, a tutti i predatori. E naturalmente viene allevato oggi dall'uomo in modo sbagliato. Col sistema che viene adoperato ha bisogno di tanti antibiotici e la sua carne non è buona per l'alimentazione umana, oppure è inquinata da una miriade di antibiotici e ha bisogno di essere sempre corretta dal sistema. È l'animale stesso che si corregge da solo con l'uso di questi antibiotici, i quali protraggono la sua malattia e naturalmente non è idoneo per la consumazione umana. Questo non è stato capito dal settore veterinario, mentre con l'aiuto delle nuove tecnologie, con l'aiuto della sistemazione del sistema allevamento, dell'aria che deve respirare e che deve essere sempre pulita, della pulizia che deve avere intorno a sé, di un tipo di gabbie che devono essere consone al suo sistema di allevamento. Il coniglio non ha bisogno di nessun tipo di additivo, di nessun tipo di antibiotico, di nessun tipo di medicinale, di nessun tipo di correzione da parte del settore veterinario. L'importante è che abbia un cibo abbastanza sano, ma non è detto che deve essere il migliore dei cibi, per il semplice fatto che l'animale trasforma tutto quello che è in carne. Molto chiaro, grazie Lanfranco, non ce la faccio più perché ho forato, ma sei stato chiarissimo. Ti ringrazio della telefonata, chiamaci ancora se hai piacere, cercherò di invitare più veterinari perché vedo che vado alla grande, però mi fa piacere, grazie Lanfranco, sentiremo anche la risposta del dottor Parolin perché vede come l'importanza della salute pubblica, del cibo, questo è il popolo italiano, questo è il nostro territorio, dottor Parolin. Comunque complimenti anche per la Lancia, faccia il museo perché mi sa che le macchine italiane stanno sparendo, io non ne vedo più, vedo solo macchine straniere, fa bene a fare il museo, almeno avremo la storia di quella che è stata la Lancia. Ecco, rivediamo le foto, poi se vogliamo finire con la Lancia e poi dire qualcosa, quello che ha detto il nostro Lanfranco, che ci tiene molto a questo coniglio, a questo animale che è molto importante. Allora prego, dottor Parolin. Volevo dire che questo museo purtroppo attualmente è fermo per motivi non che ci riguardano, ma a volte l'aspetto amministrativo ha delle cose, diciamo, io li chiamo inspiegabili, ma confidiamo, siccome che è un progetto che è volto verso il futuro, sicuramente
verrà fatto, perché è rivolto a tutti i personaggi storici di Volpago, perché Volpago è un paese ricco di storia. Guardate che eleganza, guardate che macchina, guardate, bellissima. Tenga presente che il CEO della Lancia, Roberta Zebbi, si è accorto delle attività del nostro club e ci inviterà ai 120 anni quest'anno a Torino. Per noi questo è un motivo di orgoglio, di anche soddisfazione. Allora, per chiudere con la Franco, perché devo chiudere, dottor Parolin, cosa dice la carne di coniglio al coniglio? Beh, io devo dire che la carne di coniglio è un'ottima carne, priva di grassa, e andrebbe rivalorizzata attraverso un allevamento di minore impatto ambientale e più selettivo, cioè una carne di qualità. Io posso dire questo, quindi con bassa produzione di antibiotici, basso utilizzo di antibiotici, perché quando noi andiamo verso questi allevamenti che sfruttano molto l'ambiente salubre, hanno meno problemi per quanto riguarda la salute degli animali, e quindi ben vengano tutte le proposte per migliorare la qualità produttiva e la salubrità dei prodotti di origine animale. Grazie veramente, grazie al dottor Marino Parolin. Abbiamo parlato di tante cose questa mattina, ma come vedete la salute pubblica è veramente molto interessante per i nostri telespettatori, perché veramente ci teniamo tutti quanti, e fare prevenzione anche nel cibo è fondamentale. Ecco, dobbiamo capire che forse bisogna rallentare un pochino. Grazie veramente, grazie al dottor Marino Parolin. Pubblicità e poi torniamo col professor Umberto Tirelli. Grazie. Ringrazio veramente il professor Umberto Tirelli per essere con noi. Giornata nazionale del tumore, prevenzione. A che punto siamo, professore? Come vede questo 2026 la ricerca? Ecco, bisognerebbe investire molto di più, far capire l'importanza di questa parola che non fa più paura come una volta, fortunatamente, però bisogna usare prevenzione. Prego, professore. Certo, i tumori, appunto, come dicevo prima, sono un problema anche dei giovani sotto i 50 anni, e quindi proprio per la correlazione che c'è negativa con l'alimentazione e con la sedentarietà. Ecco, non ho sottolineato questo aspetto prima, ma insieme all'alimentazione la sedentarietà è un altro aspetto molto importante, e purtroppo i giovani, anche con il discorso dei social, molti hanno abbandonato l'attività fisica che c'era una volta. Una volta i ragazzi giovani giocavano, andavano a correre, frequentavano appunto i campi di gioco, il calcio e qualsiasi altra cosa. Adesso è molto più difficile, proprio per il fatto che sono incollati ai social, e che peraltro alle volte sono anche dannosi, nel senso che ti mettono a contatto con le realtà negative, per esempio quelle della droga. Dobbiamo sempre ricordare che uno dei problemi principali che c'è adesso nel mondo moderno è la droga. Non si parla abbastanza di questo, ma evidentemente è un problema molto serio, perché i ragazzi appunto ne fanno uso, e anche l'episodio, per esempio, del poliziotto che adesso è indagato per omicidio aveva a che fare con la droga, c'entrava con la droga anche per lui. Cioè, praticamente la droga si sta insediando in molti lavori che prima ne erano esenti, ma che invece adesso diventano un problema serio. Comunque, chiaramente la prevenzione dei tumori si basa anche sui test diagnostici che devono essere fatti, che sono quelli appunto che le donne seguono molto di più che non gli uomini. Per esempio, le donne fanno la mammografia, fanno il pap test, e quindi prevengono oppure fanno diagnosi precoci di tumori che altrimenti sarebbero rimasti non diagnosticati, che sarebbero venuti fuori troppo avanti. E io ricordo quando ero un giovane oncologo, vedevo dei tumori della mammella, per esempio, avanzatissimi, perché le donne non facevano la mammografia, anche perché non c'era proprio questa indagine così come c'è adesso. Quindi invito sempre le donne a continuare a fare
le mammografie e i pap test, e considerare anche che ci sono dei vaccini, per esempio contro il papillomavirus, che le giovani donne fanno, anche i maschi, perché il Human Papilloma Virus HPV ha a che fare con i tumori del retto e dell'ano, oltre che della tonsilla. C'è un vaccino che, per esempio, in Scozia hanno visto già con un'indagine del tutta la Scozia, che c'è un calo netto dei tumori sia del collo dell'utero che del retto, dell'ano, nei giovani che hanno fatto il vaccino a 10, a 15, 20 anni, e che quindi hanno diminuito nettamente eccolo qua. Allora, professor Tirelli, lei ha nominato il vaccino, però purtroppo noi abbiamo ancora abbiamo delle persone che ancora insistono sul problema vaccino, specialmente l'ultimo, ecco, questo vaccino che è stato preso di mira come avesse il demonio dentro. Il problema è che ci sono anche medici, c'è stato anche uno scienziato, ecco, contro questo vaccino, invece senza capire l'importanza dei vaccini, e lei la sta scrivendo molto bene. Perché questo accanimento anche da parte medica? Adesso è uscito un lavoro francese su una rivista importante, JAMA, e il primo nome è Laura Semenzato, che deve essere un'italiana ma che lavora a Parigi. Questi francesi hanno visto e hanno controllato, pensate, 28 milioni di persone, di francesi, di cui 22 avevano fatto il vaccino del Covid e 6 invece non avevano fatto il vaccino, e hanno controllato queste persone adulte dai 18 ai 59 anni per 4 anni, hanno visto dopo 4 anni cosa succedeva. Questo è lo studio principale che c'è nella letteratura medica. In questo studio di 28 milioni di persone, ripeto, non c'è stato un incremento di nessun tumore e di nessuna malattia importante, ma soprattutto i tumori, in coloro che avevano fatto il vaccino contro il Covid. Per cui questo è il lavoro principale, è un lavoro nazionale francese a cui dobbiamo tenere conto, perché non c'è un incremento di mortalità, in quelli che hanno fatto il vaccino rispetto a quelli che non l'hanno fatto, anzi c'è qualche vantaggio per chi ha fatto un vaccino. Questi sono i numeri, perché se andiamo a prendere i casi singoli purtroppo succedono delle cose sempre strane, ecco. Voglio dire, certamente i vaccini possono dare degli effetti collaterali, certo, ma però dobbiamo tenere conto anche dei vantaggi che ci possono dare, per esempio con l'HPV, e adesso per esempio anche nei tumori abbiamo dei vaccini terapeutici, però non sono i vaccini preventivi di quelli di cui avevo parlato adesso, ma terapeutici nei tumori, cioè praticamente si prende il tessuto tumorale, lo si elabora in laboratorio e si crea un vaccino contro quel tumore dell'individuo che vogliamo trattare, e questo per esempio nel melanoma ha già dato dei risultati molto importanti, questo vaccino terapeutico, che ancora non è disponibile ancora perché è ancora in fase di studio, ma i dati preliminari dicono che appunto in aggiunta all'immunoterapia, che è un trattamento che si usa nel melanoma, parliamo di melanomi avanzati, metastatici, e appunto questo vaccino terapeutico sembra essere molto importante da aggiungere all'immunoterapia, che è un trattamento classico ormai del melanoma metastatico. Quindi insomma volevo dire che i vaccini vanno, purtroppo per esempio il morbillo, che è stato abbandonato in America anche per gli interventi del ministro della salute Kennedy, c'è stato un incremento netto in molte zone degli Stati Uniti di morbillo mortale, quindi perché non fanno più il vaccino, e quindi insomma queste cose vanno ben studiate, non si possono prendere dei casi e fare delle conclusioni, questo voglio dire. Purtroppo quando tutti i farmaci, che siano vaccini o che siano altri farmaci, possono dare degli effetti collaterali, e quindi vanno ben valutati sempre, e questo succede ovviamente prima che un farmaco, un vaccino venga
venga messo in commercio. Per cui io dico, è giusto essere molto accurati nella valutazione, però voglio dire che questo lavoro qui, che invito tutti a vedere su JAMA del 2025, fatto dai francesi, appunto, su 28 milioni di persone, non noccioline, dico io, cioè hanno evidenziato che coloro che erano vaccinati, che sono vaccinati, che era la maggior parte dei francesi, non hanno avuto un incremento di mortalità rispetto a quei 6 milioni che non sono stati vaccinati. Quindi non è su questa base. Ecco, chiaramente, ripeto, ci possono essere degli effetti collaterali, ma molti effetti collaterali possono essere dovuti anche al virus del Covid, no? Del SARS-CoV-2. E anche nel SARS-CoV-1, che è stata la prima epidemia, la SARS, diciamo, nel 2002-2003, che ha colpito la Cina soprattutto, ma anche Hong Kong, Toronto in Canada. L'Europa non è stata colpita, non si sa bene il perché. In questa epidemia c'è stato anche lì, e non c'erano i vaccini, non sono stati usati nessun vaccino a quel tempo, perché non c'erano proprio, ne parlo della SARS-CoV-1, hanno avuto un certo numero di persone, hanno avuto un long Covid, cioè una patologia caratterizzata da grande stanchezza, disturbi della concentrazione e della memoria, eccetera, che sono durati anche anni, come esattamente è successo con il Covid recente del 2019, 20, 21, in cui abbiamo avuto appunto degli esiti, ma non dovuti al vaccino, ma dovuti al virus stesso, cioè al fatto che dopo un'infezione come quella del Covid, di cui la stragrande maggioranza è guarita, ma un certo numero sono anche morti, ci sono stati molti casi di long Covid, che è una patologia molto simile alla sindrome della fatica cronica, di cui io mi sono interessato da molti anni e abbiamo anche trattato con successo con l'ossigenozonoterapia. Senta, professor Tirelli, abbiamo parlato di vaccini, di tante cose, di nutrizione, ma l'inquinamento, professor Tirelli, ecco, perché l'inquinamento è una cosa che non è ben chiara. Ecco, non abbiamo veramente una trasparenza anche su quello che veramente respiriamo tutti i giorni, cosa avviene nel cibo, nell'aria. Ecco, l'altro giorno c'era un ragazzo, un giornalista, che stava pulendo il vetro della macchina col fazzolettino bianco, ed è rimasto veramente stupito, insomma, come l'ho pulita ieri sera. Guarda Mirella, il fazzolettino è nero. Ecco, l'inquinamento e il tumore, professor Tirelli. L'inquinamento è sicuramente una causa di malattie cardiache e polmonari e tumorali, questo sicuro. Però d'altra parte dobbiamo tener conto che da quando c'è l'inquinamento massiccio, la gente vive molto di più. Ci saranno pure dei motivi per cui oggi pensate che solo in Italia ci sono 1 milione di ultranovantenni, ci sono 25.000 ultracentenari, spesso non in buone condizioni, ma si spera che ci sono anche quelli che stanno anche abbastanza bene, parliamo anche dei novantenni e dei centenari. E quindi voglio dire, questi sono vissuti anche loro in un ambiente negativo, però chiaramente se si potesse andare più a piedi o in bicicletta rispetto ad andare in macchina sarebbe anche meglio, però evidentemente anche quando ci sono dei problemi seri tipo un infarto, uno deve andare in ospedale e usa la macchina, e questo inquina ovviamente. E comunque spesso usiamo troppo la macchina quando invece potremmo usarla molto meno e cercare di fare attività fisica andando a piedi. Andando a piedi ogni giorno, anche per gli anziani, è una grande cosa da fare, cercare di fare quei qualche chilometro a piedi al giorno è molto utile per tutte le persone. I giovani facendo anche attività fisica in maniera intensa, andando nei
posti dove si fa questa attività fisica, ma anche facendo degli sport, eccetera. Gli anziani, anche muovendosi e cercando di fare qualche chilometro al giorno, questa è una cosa molto, molto utile. Certamente il discorso dell'inquinamento è un problema, infatti si cerca di non far girare le macchine come si faceva una volta, nel senso che si cerca di limitare l'uso delle macchine, però d'altra parte queste sono necessarie per la nostra vita e quant'altro. Comunque, senta, professor Tirelli, devo correre perché il tempo è tiranno e sono tante le domande quando ho l'occasione di averla ospite. Cosa ne pensa invece sanità pubblica, sanità privata? Lei le ha toccate con mano, le tocca con mano tutte e due. Ieri, non mi ricordo, l'altro ieri ho avuto un ospite che ha detto che bisogna collaborare di più, unire di più le forze. Cosa ne pensa, professor Tirelli? Il problema è il personale, no? Il personale sanitario che è insufficiente per fare tante cose, comunque anche l'attività, il lavoro, diciamo, che fanno negli ospedali pubblici, diciamo, i sanitari, e delle volte è molto difficile da accettare, soprattutto con l'invecchiamento di questa popolazione, e la gente, ovviamente questi operatori sanitari, cercano anche nel privato un lavoro più confacente alla loro vita, qualità di vita, perché per esempio se pensiamo a un radiologo che lavora in ospedale, che deve fare le notti, che deve fare le domeniche, che deve fare, perché appunto quando c'è un incidente arrivano al pronto soccorso nell'ospedale pubblico, non vanno all'ospedale privato, vanno all'ospedale pubblico. Allora chiaramente ci sono delle persone che hanno avuto dei traumi, bisogna fare delle radiografie, bisogna fare delle TAC, bisogna fare, ecco, alle 5 del mattino, alle 3 del mattino, il radiologo è lì, o se non c'è deve arrivare, deve vedere le lastre, eccetera, eccetera. Ora, questo radiologo, faccio un esempio di un radiologo, ma ce ne sono tantissime altre specialità, va in una struttura privata, chiaramente non ha questo problema, la domenica la struttura privata è chiusa, spesso anche al sabato, e comunque la notte è anche chiusa, quindi prende anche di più come stipendio. Allora voi immaginate com'è che può fare un radiologo, stare all'ospedale pubblico, cerca di andare all'ospedale privato, a meno che nel pubblico non ci fossero delle leggi che lo aiutano, gli danno, e ci fossero più radiologi. E purtroppo 20-30 anni fa abbiamo fatto questa bella idea di bloccare l'ingresso a medicina, e adesso si paga il fio di questo, no? Cioè, non è che... Cosa c'è da cambiare secondo lei? Per le infermiere, professor Tirelli, prendono troppi pochi soldi. Sì, questo lo sappiamo, professor Tirelli, ma bisognerà pur cambiare registro. Ecco, cosa cambierebbe lei? Lei ha parlato dell'università, la chiusura. Dove è stato secondo lei proprio l'anello che si è rotto per essere in queste condizioni? Prego. Da una parte chiudere quegli ospedali che sono troppo piccoli, a meno che non siano in posti tipo in montagna dove la gente non può andare da altre parti, però bisogna cercare di, considerando la penuria del personale, di cercare di diciamo, portare negli ospedali più grandi le attività di, diciamo, per esempio l'ostetricia, la ginecologia, tutte queste cose qua praticamente non si possono fare in tutti gli ospedali. Così vale per la chirurgia, non è che si può fare tutti gli ospedali, anche piccoli, fare una chirurgia per esempio dell'intestino o della mammella o del polmone. Bisogna concentrare queste cose, così si utilizza meglio il personale sanitario. Poi ovviamente è anche una questione di compensi che sono troppo bassi, e che quindi invitano i medici o gli infermieri ad andare nelle strutture private, o addirittura quelli che abitano in Lombardia vanno in Svizzera ogni giorno e poi tornano la sera e guadagnano molto di più rispetto a stare nell'ospedale pubblico. Quindi questo è il problema che deve risolvere la politica, no? Cioè non è che... Lei ci crede alle case di comunità, professor Tirelli? Cosa ne pensa delle case di comunità, perché fanno fatica a partire? Sicuramente so che in Veneto sono state, diciamo, mi pare una delle poche o delle uniche regioni italiane, e sarebbe una gran cosa mantenerle, perché è una roba che questa permette
diciamo, alle persone di avere dei punti fermi, anche se non hanno più il loro medico personale, diciamo medico di base, però hanno un gruppo di medici che lavorano insieme, che in qualche maniera possono rispondere ai quesiti delle persone, appunto, perché evidentemente inoltre bisogna considerare che invecchiando la popolazione bisogna nella nostra sanità pubblica cercare di dare delle risposte alle malattie croniche, no? Perché queste sono quelle più frequenti rispetto al fatto di prima, quando c'erano più giovani, che c'erano malattie più associate, diciamo, ai giovani, no? Tipo incidenti stradali o cose di questo genere. Comunque bisogna pensare sempre alla popolazione che si deve servire nella sanità pubblica e che quindi vanno modificati diciamo, gli interventi sia negli ospedali che sul territorio. Professor Tirelli, prima ha parlato di ozonoterapia, l'importanza di questa terapia, perché si sente parlare poco, invece lei ha fatto capire l'importanza in certe situazioni ed io devo essere fortunato a capire anche cos'è l'ozonoterapia, a cosa serve. Ecco, prego professor Tirelli, lei l'ha nominata prima. Sì, l'ossigeno-ozonoterapia è un trattamento che è molto, per me che ho curato i tumori, l'AIDS, la stanchezza cronica, la fibromialgia, un sacco di malattie diverse, e sono rimasto veramente colpito quando 15 anni fa circa mi hanno detto, mi hanno insegnato, mi hanno fatto vedere l'ossigeno-ozonoterapia, di cui io non avevo mai sentito parlare, come molti medici oggi non hanno mai sentito parlare. Ebbene, questo è un trattamento del tutto biologico, perché utilizza l'ozono, che è un derivato dell'ossigeno ed è del tutto privo di effetti collaterali ovviamente, e che è in grado, come antiossidante, agisce contro i radicali liberi che si determinano in un sacco di malattie, che sono la causa delle malattie poi, e possono essere usati con successo, per esempio nella fibromialgia, di cui è una patologia che non ha trattamenti efficaci, si fanno solo, diciamo, dei trattamenti di supporto con antidepressivi, miorilassanti, analgesici, eccetera, ma che non hanno un farmaco, un trattamento efficace. Ebbene, l'ossigeno-ozonoterapia nella fibromialgia, ma così vale anche nella sindrome da fatica cronica, nelle artrosi, nelle ernie lombari e cervicali, nelle ulcere degli arti inferiori. Ecco, l'ossigeno-ozonoterapia in varie modalità, o in vena o localmente, ha dato dei risultati eccezionali. E io che appunto avevo visto risultati eccezionali nell'AIDS, quando vedevo morire la gente, poi improvvisamente non è più morta, nei tumori, che ho visto tante persone morire, poi sono arrivati dei farmaci che li hanno fatti guarire. Ecco, l'ossigeno-ozonoterapia è un trattamento di questo genere, però ha un piccolo difetto, piccolo, che non è un farmaco, che non va in farmacia, te lo devi fare tu, no? Te devi tu nel tuo, come ho fatto io qui in via Vallona a Pordenone, nella clinica Tirelli Medica, dove sto parlando. Ho imparato io a fare l'ossigeno-ozonoterapia, i miei collaboratori, e che quindi siamo andati a imparare, facciamo, quindi non è che prescrivo l'ossigeno-ozonoterapia e quello va in farmacia, se la fa dare e lo fa a casa, no, deve venire qui a farselo, e questo ovviamente è un problema per molti medici, e anche per il fatto che appunto quelli che vendono farmaci non sono contenti di questa roba qua. No? Allora, professore, la interrompo un secondo perché abbiamo Giusy da Treviso. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al professor Tirelli, una grande firma per il popolo nostro. Allora, grazie. Dottor Tirelli, il professor Gerosa diceva che invece di chiamare medici da altre nazioni, di stipendiare meglio i nostri, ma che sono già formati. Ma perché? Ma perché non aumentano lo stipendio a questi qua nostri, che siamo i migliori di tutto il mondo? Questo volevo dire. Il professor Gerosa ha detto proprio questo, di stipendiare meglio i nostri. Vi ringrazio. L'ha detto anche prima il professor Tirelli. Prego, professore. Quello che ho detto prima, è ovvio che io ho fatto l'esempio del radiologo, se gli dessero uno stipendio adeguato, cioè il doppio praticamente di quello che prende adesso, come fanno in Germania, in Francia, eccetera, chiaramente non andrebbe nelle strutture private, quindi ci sarebbero
molti più radiologi, così per tutta un'altra serie di specialisti, eccetera, eccetera, ma soprattutto per gli infermieri. Gli infermieri hanno degli stipendi bassissimi, da fame, nessuno può concepire uno stipendio così basso per gli infermieri che fanno un lavoro importantissimo nell'attività sanitaria. Per esempio questo bambino che è morto, questo Domenico che è morto, la mamma ha ringraziato le infermiere che lo hanno seguito per 2 anni, 3 anni in questo reparto di cardiologia. Le infermiere sono basilari nel trattamento e prendono gli stipendi da fame e vanno ovviamente fuori, oppure vanno in Svizzera, vanno in giro per l'Europa. Quindi giustamente, come diceva il professor Giarosa, bisogna aumentare gli stipendi, fare in modo che... Però chiaramente questo è un problema economico. Abbiamo politico. Fiorella da Rovigo, professor Tirelli, devo fare veloce, siamo in chiusura, vai Fiorella. Buongiorno, volevo fare una domanda al professore. Volevo sapere se ci sono nuove cure per quanto riguarda la Volevo sapere se ci sono nuove cure per quanto riguarda la fibromatosi desmoide. Non conosco, non so di questa malattia, onestamente. Infatti mi chiede una cosa, se vuole mi informa e poi le rispondo. Non ho è una patologia rara, è un tumore benigno ma localmente aggressivo. Sì, è un trattamento che si deve fare con la chirurgia o con trattamenti locali che adesso non conosco onestamente, non ho esperienza di questa ma quanti tipi patologia di tumori ci sono, professor Tirelli? Fino a mezzogiorno, perché poi dopo ricade, per cui diventa un problema serio, ma non credo che ci siano novità terapeutiche, però non sono un esperto. Senta, professor Tirelli, i tumori si riescono anche a guarire, ma poi parliamo veramente anche di altre cose. Abbiamo questo problema di queste pandemie, di queste epidemie che poi saltano fuori. Stamattina abbiamo parlato dell'aviaria. Veramente c'è sempre qualcosa che va oltre. Cos'è che le fa più paura in questo momento, professor Tirelli? Ma è l'antibiotico resistenza. Antibiotico resistenza che deriva anche da è stato accennato prima al discorso dei conigli, cioè queste diciamo colture intensive che ci sono negli animali per farli crescere più velocemente, eccetera, usano un sacco di antibiotici e tutto questo poi si riversa negativamente nel mangiare ormoni e quant'altro che noi poi assorbiamo nel mangiare questa carne, per cui il controllo, ecco. E comunque a prescindere da questo abbiamo un abuso di farmaci tipo antibiotici e quindi provochiamo una resistenza dei microbi, di batteri agli antibiotici che poi quando si presentano nel paziente non trovano la risposta con i farmaci e anche in questo contesto l'ossigeno-ozonoterapia è una cosa che andrebbe valutata e fatta in associazione agli antibiotici anche nelle malattie infettive, come abbiamo visto per esempio durante il Covid. Durante il Covid abbiamo usato anche nella malattia diciamo attiva del Covid l'ossigeno-ozonoterapia con ottimi risultati. Io ringrazio veramente, il tempo è terminato, professor Tirelli, veramente la ringrazio anche per le nozioni che ha dato. Siamo sempre a scuola quando venite ospiti, ecco, abbiamo sentito l'importanza anche di queste terapie perché se ne parla poco ma ci sono e come dice il professor Tirelli bisogna anche capire, ecco, di cosa stiamo parlando. Grazie veramente al professor Umberto Tirelli, è stato con noi. È stato un piacere, Mirella. Grazie, grazie. È stato un piacere, come al solito. Pubblicità. E naturalmente l'assegno, il vostro assegno. E ci avevano accolti circa subito dopo il lockdown, ci avevano accolti, abbiamo parlato, abbiamo esposto il caso e c'era anche il sindaco presente. Quindi ci hanno fatto delle promesse, hanno detto che sarebbero venuti a controllare, hanno detto che avrebbero fatto i controlli anche a casa e tutto. Noi li abbiamo anche aspettati per 1 mese, 2, 3, 4, 5.
Dopodiché una persona comincia anche ad arrabbiarsi perché c'è la spesa da fare, le bollette da pagare, la bambina da vestire, arriva alla scuola, quindi c'è il materiale da comprare, cioè, quindi tutte queste preoccupazioni cominciava anche a creare un po' di disagio su quello che è l'ambito familiare tra me, mia moglie e mia figlia. Il fatto è che mia moglie si è sentita rispondere che io sarei una persona violenta e aggressiva. Se si riferiscono allo scatto d'ira quando uno si arrabbia perché le cose, il sistema non funziona, quello penso che chiunque. Hai mai alzato le mani con tua moglie e con tua figlia? Mai una volta. Non mi sono mai permesso neanche di dare mai uno schiaffo a mia figlia. Mai. Perché ti sei rivolto alla Mirella e Rete Veneta? Perché spero in un cambiamento, spero in qualcuno che ci aiuti, che ci dia una mano, che ci venga incontro con qualsiasi mezzo, che può essere qualche lavoretto, che può essere, perché ne abbiamo bisogno. Non è che noi non abbiamo voglia, perché ci è stato detto anche questo, che noi non abbiamo voglia di lavorare, non è la voglia. Io non posso, sono limitato per certe cose. Mia moglie è lo stesso, mia moglie anzi è peggio, perché mia moglie è peggio. Allora, io sono limitato per il fatto che ho avuto 2 ischemie cerebrali, adesso devo fare altre analisi perché il medico dice che sono soggetto a ischemie, quindi devo fare degli esami del sangue particolari e quindi ho la parte sinistra del corpo che è insensibile, non ho poca sensibilità, quindi ho perso anche un po' di manualità, eccetera. E adesso devo sentire anche il neurologo, quindi sono altre spese che devo affrontare per poi riuscire magari ad andare in commissione, se ci riesco, per vedere poi magari, vedermi poi essere trattato come è stata trattata mia moglie, con 50% di invalidità, niente esenzione, niente di niente, quindi ce li dobbiamo pagare. Ho cercato di aprire un'attività circa 5 anni fa, però è andata male, ho subito una truffa, bella e buona, e comunque anche lì il sistema non mi ha dato una mano a recuperare quello che io ho investito, perché io ho investito tutto per avere un futuro, cercare un futuro con mia moglie e mia figlia, gestione familiare, però purtroppo è andata come è andata. Matteo, io porrò fiducia e penso di darti una mano perché dovevo aiutarti. Io dico sempre che aiuto non chi se lo merita ma chi ha bisogno. Tu sei uno di questi casi che io seguirò personalmente. Questo è l'assegno che verrà monitorato dalla sottoscritta, perciò tu dovrai darmi tutti gli scontrini, tutte le spese che farai con questo assegno. Verrai personalmente a portarmele, se non verrai tu verrò io a vedere, perché è un caso che seguirò personalmente, perché devo cercare di rimettere in piedi questa famiglia. E grazie a questa grande famiglia che ho io, che si chiama la Grande Famiglia di Rete Veneta, cercheremo di darti una mano. E spero che tu capisca l'importanza di questo assegno e di questi soldi. Devono essere spesi esclusivamente per aiutare la tua famiglia, perciò vuol dire spese, tutto quello che serve a una famiglia, non una lira deve uscire. Ripeto, seguirò personalmente questo assegno, parlerò anche col sindaco e coi servizi sociali e vedremo come fare per darti una mano. Questo è l'assegno, eccolo qua. Matteo, cosa vuoi dire? Io non ho parole, vi ringrazio moltissimo e almeno so che c'è qualcuno che mi ha dato un po' di fiducia, che si fida. Ti stai commuovendo, Matteo? Questo vuol dire tanto perché per mia figlia, per mia moglie, bene o male c'è un po' di respiro, almeno un po' di tranquillità si riesce a trovare.
Allora, questo è l'assegno. Firmami per ricevuta, nome e cognome. E alla grande famiglia di Rete Veneta cosa vuoi dire? Che è quella che mi ha permesso di darti questo aiuto. Un grazie enorme e un buon auspicio